Gentili amici, buonasera e benvenuti alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Loris Palmerini, che ringrazio di essere qui con noi questa sera, io l'ho conosciuto non personalmente ma per fama nel 2012, quando, in un articolo di Nexus mi sembra, più o meno in quel periodo, lui scoprì, non so se in quell'anno o precedentemente, quell'anno lì, quindi proprio aggiornatissimi eravamo sul pezzo. E infatti lo abbiamo poi inserito all'interno della nostra conferenza, quella che faccio dell'economia. Lui scoprì praticamente che lo Stato italiano aveva la possibilità di finanziare il proprio debito pubblico ad un tasso del 0,3, 0,4, al massimo 0,7%, invece che pagare degli interessi sul debito pubblico come facevamo allora, che eravamo arrivati in quel periodo anche al 7%. Quindi stiamo parlando che si potevano risparmiare ogni anno dai 70-100 miliardi. Cioè, voi vi rendete conto cosa vuol dire un risparmio del genere? Infatti quando lo leggemmo lui riuscì a scoprire questo tra le righe di un piccolo pezzettino di un articolo del Trattato di Lisbona. Sappiate che la Germania ha sempre fatto così. Cioè la Germania tramite una banca pubblica si è sempre finanziata ad un tasso bassissimo, noi ad un tasso altissimo, e ci venivano a raccontare che i tedeschi erano bravi, che gli imprenditori tedeschi erano il top, che i nostri imprenditori italiani, poverini, sai, sempre gli ultimi della coda. Ma allora io, come quando spiego sempre durante le serate dell'economia, ma come fa un sistema nazione, il sistema intero degli imprenditori, non sto parlando di casi particolari, a poter competere con un altro sistema quando il costo del denaro, invece che costare lo 0,3 o al massimo l'1%, arriva a costare anche il 6, il 7, l'8, il 9%. È ovvio che non possiamo farcela. E quindi mi colpì questa cosa che lui riuscì a scoprire perché, insomma, aveva studiato parecchio. Poi ci siamo conosciuti personalmente e finalmente era da tempo che lo volevo qui con noi. Questa sera ci parlerà di un argomento un po' particolare. Va molto di moda la sovranità individuale. Infatti io sono libera di parola perché ho cominciato con Sandro Di Gaia e altri ancora prima, quindi è dal 2013-2014, li abbiamo ospitati un po' tutte queste persone che comunque si dedicano e studiano all'interno della nostra associazione. Questa sera ho voluto portare anche una voce un po' diversa, perché è giusto, per capire le cose, se conosci, dice il nostro motto, puoi scegliere. A voi Loris Palmerini, grazie. Grazie. Allora, stasera parlavo con una persona proprio di questa storia del 2012. Ci ho messo 3 minuti a spiegare quella che lei ha spiegato in 20 secondi, quindi bravissima, proprio fatto una sintesi perfetta. Quello che posso aggiungere è che io ho anche poi fatto il conto, perché questa possibilità del Trattato di Lisbona c'era già prima su quello di Amsterdam e quello di Maastricht. Noi oggi avremmo un debito pubblico che è 2.400 miliardi, che sarebbe circa 600 miliardi. Saremmo il paese con uno dei debiti pubblici più bassi d'Europa e sappiate che lo Stato italiano con i servizi così, perché ci dicono che la sanità di qua, la sanità di là, non è proprio così, però diciamo con i servizi così siamo fra gli stati meno costosi realmente sulla spesa corrente. Il resto è tutto interesse sul debito pubblico che finiscono sulle banche private e sulle banche internazionali che ci tengono schiavi da non si sa quando. Quindi è esattamente così. Ho fatto il conto, ho fatto anche la denuncia alla Corte dei Conti, neanche mi hanno risposto. E quindi noi, ecco, anzi partiamo subito. Vabbè, prima dovrei fare una piccola presentazione, però dopo quella che ha fatto Francesca non serve molto altro. Io ho fatto 3 libri su questioni di diritto, uno sul famoso referendum per l'indipendenza del Veneto, che avevo detto nel 2013 che non si poteva fare, avevo scritto le motivazioni, questo libro è pubblicato, nel 2015 la Corte Costituzionale ha detto che non si poteva fare esattamente con le mie motivazioni. Poi ho scritto un altro libro
dove ho dimostrato, questo era ancora nel 2007, che la Repubblica Italiana è nata illegalmente. In realtà è nata anche l'Unità d'Italia illegalmente, perché il plebiscito di annessione è stata una truffa dove hanno votato i soldati italiani. Questo forse non l'avevate mai sentito. A votare per l'Unità d'Italia al posto dei veneti e dei lombardi che non hanno mai votato sono stati i soldati italiani. E poi, questo è il secondo libro, poi ho fatto una legge regionale che non si sente più? Ecco qua. Scusami, andava bene prima, sai? Così va bene, grazie. E praticamente la legge regionale 18 del 2016, che ci crediate o no potete verificare, ci dava gli stessi diritti del Sud Tirolo e che poi è finita in Corte Costituzionale, l'avvocato nominato da Zaia l'ha fatta cancellare. Bastava che dicesse due cose, la legge era salva. E quindi ho fatto qualcosina sull'ambito del diritto. Ho fatto anche una cosa che si chiama autogoverno del popolo veneto, fondato a norma di legge, mi sono preso le denunce, mi sono preso le botte ai carabinieri ancora 20 anni fa, però tutto rimasto riconosciuto legale, ma questo è un altro paio di maniche. Oggi noi, quindi se volete, il mio sito www.palmerini.net, solo il mio cognome, perché l'ho fatto 15 anni fa, trovate tutte queste cose, comprese la storia del finanziamento del debito pubblico, dell'autogoverno, della legge cancellata da Zaia e quant'altro. Quindi inutile che sto qua a spiegarvi, perché non voglio tenervi qui 2 ore, dobbiamo affrontare un argomento un po' complesso, cercherò di farlo il più semplice possibile, ma purtroppo la realtà è questa, cioè perché si parla di autodeterminazione individuale o di popolo? Perché siamo in un tempo brutto, in un tempo di neonazismo proprio, cioè dove il governo impone alle persone delle regole, delle cose che sono disumane, senza tanti giri di parole. Abbiamo finte libertà di informazione, cioè abbiamo in realtà una propaganda sistematica, martellante, basata sull'emergenza. C'è l'emergenza del Covid, c'è l'emergenza del grano, c'è l'emergenza del petrolio, c'è l'emergenza della finanza, c'è l'emergenza del vaiolo, c'è sempre un'emergenza. Ma sono 30 anni, 40 anni che l'Italia governa sull'emergenza, perché grazie all'emergenza c'è in Costituzione il decreto legge per cui il governo per necessità e urgenza fa tutto quello che vuole sostanzialmente. Poi il Parlamento dei nominati più o meno ratifica e quindi fanno sostanzialmente quello che vuole, quello che vogliono, anche se poi magari le leggi vengono dichiarate incostituzionali. Per esempio la legge elettorale, che era stata chiamata, prima si chiamava Mattarellum, guarda un po' da chi, da Mattarella, l'hanno cancellata in Corte Costituzionale e ne hanno fatta un'altra uguale che la chiamano Porcellum, quindi se la dicono loro, vabbè, che praticamente noi non votiamo, noi ratifichiamo i nobili che vengono nominati dai partiti sostanzialmente. Siamo al tempo della Repubblica Francese pre-rivoluzionaria. Abbiamo finte elezioni, i media nascondono sistematicamente gli antagonisti al sistema, ci sono sempre gli stessi. Anni fa, ne parlavo prima, 20 anni fa c'era addirittura la par condicio. La par condicio serviva a far parlare in televisione solo quelli che erano già in Parlamento, quindi alle elezioni parlavano solo loro, no? Come se in una concorrenza, in un concorso, uno parte in una corsa di gara, uno parte con 100 kg, l'altro a piedi, l'altro con la bici, cioè, capite? Quindi si truccano le elezioni, quindi ci sono sistematiche violazioni dei diritti fondamentali, adesso dei sanitari, degli insegnanti, diritti dei bambini, gli stanno togliendo lo sviluppo mentale con le mascherine, non riescono neanche a riconoscere un sorriso, stanno uscendo dati drammatici su questa questione. E distruzione chimica e genetica, lo vedete da soli cosa sta succedendo con gli infarti improvvisi, morti improvvisi, trovato morto, incidenti stradali a tutto spiano, gli aerei vengono fatti, eliminati i voli perché non ci sono più abbastanza piloti, perché quelli che sono in carriera dovendosi essersi vaccinati in alta quota gli scoppia il cervello. È la realtà, signori. Allora, che cosa possiamo fare per uscire da questa situazione? È qui che nasce il bisogno di cercare un'autodeterminazione. Quindi non è che io condanno chi cerca un percorso di autodeterminazione individuale,
Però ci sono tante soluzioni. C'è chi ha proposto delle comunità naturali autonome, tipo farsi l'orto in cooperativa, andarsi a chiudere sopra un monte. Io non credo che questo possa funzionare, perché oggi siamo al tempo dei satelliti, siamo al tempo dei droni, siamo al tempo degli uccelli che trasportano malattie biologiche che ne hanno trovati nei laboratori dell'Ucraina. Capite? Allora è inutile che ci chiudiamo, questa è una via che ti dura poco, se il mondo si sistema tu stai stato bene per qualche mese, se il mondo non ti sistema poi ti vengono a prendere anche te, non pensiamo che sia una soluzione. Si può scappare, ci sono delle zone del mondo che sembrano felici, Brasile, la Florida, forse El Salvador, ci sono dei posti che si sono un po' opposti a questo piano, no? Qual è il piano? Il piano è il governo mondiale, che ormai sembra fallita perché con la guerra dell'Ucraina c'è lo scontro fra poteri e quello che sta dicendo Putin, a nome e per conto di tutti quelli che sono con lui, cioè i BRICS, e stiamo parlando dell'India, della Cina, stiamo parlando del Brasile, eccetera, sta dicendo il mondo del governo mondiale è finito, adesso facciamo il mondo multipolare. Pensate che questa domenica, mi pare a Pescara, hanno fatto un convegno che cosa fare dopo la fine della globalizzazione. La fine della globalizzazione, io non l'ho sentita in TV. Sapete chi c'era che parlava? Letta, vicepresidente del governo, c'era Colau, ministro del governo. Questi stanno dicendo che la globalizzazione è finita. Ce lo facessero sapere, facciamo una festa. Attività politica. C'è chi crede che andando nei partiti si risolva tutto, vai a fare politica, porti avanti le tue stanze, arrivi in Parlamento, fai le candidature, ma come vi ho detto prima, vi posso dimostrare agilmente, e adesso questa mi è proprio venuta spontanea, le elezioni sono truccate. Pensate che l'11 di settembre o il 21 a Venezia ci sarà l'udienza che è in appello, sono 2 anni che vado avanti, perché Zaia non è eleggibile. Il terzo mandato non lo poteva fare, è una legge dello Stato del 2004. 38 magistrati fino adesso hanno coperto. Quindi le elezioni sono totalmente truccate e pilotate dai media. Quindi se volete fare attività politica, buona fortuna, ma guardate che combinate poco. L'opposizione popolare. Abbiamo visto milioni di gente in piazza, i No Green Pass, i No Mask, i tassisti. Se ti va bene ti prendi una legnata. Se ti va male, se ti va bene, tanto comunque non combini niente. Ti fai una passeggiata, finito. Rivendicazione di sovranità individuale di popolo. Stasera parliamo della prima parte, rivendicazione individuale di sovranità, perché c'è tanta gente che crede che da soli si fanno dei pezzi di carta, magari in inchiostri più o meno magici, e si diventa indipendenti dalle tasse e dalle leggi dello Stato. Già messa così fa ridere, eppure c'è gente che ci crede. Allora noi parleremo di questa parte. La parte del popolo dovrete venire, se volete, il 19 a Semonzo, dove parlo dell'autodeterminazione di popolo. Se facciamo a tempo dirò qualcosa, ma non so. Quindi dobbiamo affrontare un argomento molto difficile, che è l'autodeterminazione individuale. Quindi di cosa dobbiamo dotarci? Strumenti di conoscenza, cioè dobbiamo conoscere la Costituzione, le leggi internazionali, i diritti delle persone, dei popoli, l'identità come concetti, cioè dobbiamo avere un atteggiamento di ricerca proattivo, non possiamo cascare dal pero, farci raccontare le frottole dal primo truffatore che passa, dobbiamo avere un atteggiamento proprio attento, perché si gioca con la galera. Gli stati proprio non amano essere messi in discussione. Esiste il reato di attentato alla Costituzione, esiste l'evasione fiscale, esiste la truffa, quindi bisogna essere molto attenti. Quindi umiltà, dobbiamo essere umili, avere attenzione, dobbiamo certamente avere una forte volontà di libertà, di andare a ricercare, e dobbiamo fare tanta fatica, anche di logica, ragionare. Non possiamo bercela con tutte le scarpe come ce la vengono a raccontare, dobbiamo fare fatica. E quindi cominciamo subito. Allora, primo concetto, è facile credere che le cose siano semplici, che basti una veloce spiegazione, e invece bisogna fare tanta fatica. Io stasera vi darò degli strumenti, dei punti di riferimento, di andare ad approfondire. Vi farò già vedere nel complesso di cosa stiamo parlando, però dovete fare voi la fatica, con molta umiltà, bisogna studiare tanto. Quindi, cominciamo a capire delle cose basi.
sono cose talmente elementari. Adesso da qui fino a quando ve lo dirò, vi sto dando delle informazioni che sono, diciamo, indispensabili, che sono cose che dovreste già avere come cittadini. Come cittadini voi tutte queste cose qua le dovreste già sapere, perché l'ignoranza della legge non è permessa, no? Non è scusata, si dice, però comunque, allora, concetti elementari. La legge stabilisce solo per l'avvenire, quindi, cioè, è chiaro che se adesso la strada è permessa di correre al 90 e poi mettono un cartello a 70, se io correvo a 85 prima del cartello di 70 ero a posto con la legge, se lo faccio dopo sono in multa. Quindi c'è la successione delle leggi nel tempo e quindi ogni comportamento è permesso tranne quando è vietato dalla legge. Quindi vuol dire che se buttare per terra una cartaccia non è una multa perché la legge non lo prevede, tu lo puoi fare. Se è una multa ti può andare liscia perché non ti beccano, però teoricamente fai un illecito. E fra l'altro praticamente questa norma dice che è tutto permesso tranne ciò che è vietato e ci dice che noi siamo in uno Stato liberale, cioè le libertà vengono considerate sacre e lo Stato deve limitarle solo quello che è necessario. Nei regimi totalitari è il contrario, è tutto vietato tranne ciò che è permesso. E nel fascismo era così, per esempio, anche nel comunismo. Noi siamo in un sistema dove anche lo Stato deve rispettare le leggi, teoricamente. Si chiama Stato di diritto. Lo Stato di diritto è quel sistema per cui anche lo Stato rispetta le leggi. Per cui se uno Stato apre un bar o una qualunque attività di tipo economico, deve quel bar dello Stato fare la dichiarazione dei redditi, pagare le tasse, pagare l'IVA, che è un po' un assurdo perché è dello Stato, però c'è un giroconto, ma comunque questa è la legge. Quando lo Stato si comporta da privato deve rispettare le leggi che il privato deve rispettare, tranne quando la legge vada a specificare che per motivi speciali quello non si fa. Per cui lo Stato deve rispettare le leggi, specialmente quando agisce come fosse un privato, perché se agisce come Stato, che ha il monopolio della forza armata, il monopolio della moneta, in teoria, il monopolio di tante cose, allora lì ha la potestà di Stato. Per cui lo Stato può agire come un privato, per esempio tramite una società di sua proprietà o compartecipata. Questo concetto ve lo ripeto perché è molto importante alla fine di tutto. Facciamo un esempio. Finmeccanica è un'azienda che fa cose anche militari dello Stato, è un colosso finanziario ed è dello Stato, ma non è governato dallo Stato. Lo Stato nomina magari il presidente oppure nomina gli amministratori, ma la società ha un suo statuto, un suo bilancio, si comporta esattamente come una società privata, se non che ha anche delle potestà, dei contratti con l'esercito, eccetera. Stessa cosa è per i famosi cantieri navali, non mi ricordo il nome, la stessa cosa era per l'Enel finché è stata venduta, Leonardo è un'altra società. Adesso abbiamo tutta una serie di società che sono state scorporate, svendute in realtà e che non sono più dello Stato, ma prima erano società di diritto privato ma di proprietà pubblica. Quindi bisogna distinguere il regime di diritto in cui un ente lavora con la sua proprietà, che può essere pubblica, privata, mista. Quindi esistono delle società di proprietà pubblica che fanno delle cose nell'ambito privato, nel mercato. Questo è un concetto importante. Lo Stato non è l'unico soggetto che crea le leggi, parliamo dell'ordinamento italiano, perché c'è una gerarchia e molteplicità delle fonti. Cosa vuol dire? Poi lo vediamo bene in dettaglio, che oltre allo Stato ci sono le regioni, le province autonome, ci sono i comuni, quindi abbiamo anche le città metropolitane, le comunità montane, ci sono un sacco di cose e ognuno di loro deve fare delle cose secondo la ripartizione, la divisione dei compiti che è stabilita poi in realtà o dalla Costituzione o dalle leggi. In poche parole, noi siamo in un sistema di civil law, non siamo in un sistema di common law. Questo è molto importante perché nel sistema di civil law sostanzialmente il governo fa le leggi, in realtà il Parlamento nel nostro sistema, e le leggi vengono rispettate da tutti, i giudici possono colpire la violazione delle leggi, ma nel momento in cui il giudice
scopre che una legge non è conforme al diritto, non la può sospendere, non la può cancellare. Deve chiedere al giudice centrale delle leggi, che da noi si chiama Corte Costituzionale, se questa legge è valida o non è valida. Quindi da noi il giudice normale è uno schiavo del sistema, deve applicare la legge secondo i paletti e le interpretazioni che ha deciso il governo. Naturalmente non è che lo decide ogni giorno, in realtà il Parlamento. Nel sistema common law invece è tutto diverso. Il giudice, nel momento in cui trova che una legge è assolutamente non compatibile con il caso concreto e tutti i casi precedenti decisi permettono questa interpretazione, lui può fare una sentenza innovativa e può dire no, in questo caso si decide così. Poi naturalmente ci sarà il procuratore, l'opposizione del processo che chiederà l'appello, poi ci sarà un terzo appello, si va al giudice supremo delle leggi. Per cui nel sistema del common law il precedente è molto importante perché casi simili si giudicano nella stessa maniera. Nel sistema di civil law, che voi ci crediate o no, non è così. Io posso andare in tribunale per una questione, una signora o un signore qui presenti vanno in tribunale per un'identica questione, possiamo benissimo avere due sentenze diverse. Questo è il sistema in cui viviamo ed è un sistema di derivazione napoleonica. È una baggianata credere che questo sistema derivi da quello romano. Noi col sistema romano non abbiamo niente a che vedere. Abbiamo delle frasette usate così tanto per condire, ma che non hanno niente a che vedere con gli istituti del diritto romano. Quindi noi siamo in un sistema di civil law. Abbiamo una Costituzione e abbiamo i giudici limitati. Infatti, se fosse possibile che un giudice, se vedete, parliamo della questione vaccini, ci sono stati diversi giudici che si sono pronunciati contro e poi le loro sentenze sono state appellate o anche in Corte Costituzionale sono state annullate e non è cambiato assolutamente nulla. Quindi il potere del giudice nel nostro sistema è gran poca cosa. Ricordatevi che la Corte Costituzionale in pratica è di nomina politica, cioè il Parlamento nomina una buona fetta dei giudici che quindi stanno anche un po' attenti a parlare e a dire, perché sono spesso anche di un partito del governo. Quindi da noi non abbiamo il precedente. Cioè, in altre parole, se io per esempio pago una multa per una legge illegale, non obbliga nessun altro a pagare la multa per la legge illegale. Attenzione che c'è anche il rovescio della medaglia. Nel nostro sistema ognuno decide per se stesso e non c'è il precedente. Ecco, da sapere che vabbè, questa è fuori gruppo, ci torniamo dopo. La schiavitù è stata abolita nel 1956 da un trattato internazionale, però lo capiamo meglio dopo. E andiamo avanti. Allora, cominciamo adesso che avete 4 concetti basilari, cioè la successione delle leggi nel tempo, la tassatività della sanzione penale, cioè nessuno può essere punito se non in virtù di una legge entrata in vigore prima che il fatto sia compiuto, eccetera. Adesso andiamo a vedere proprio concretamente nella Costituzione cosa c'è scritto. E cominciamo dall'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Dite, cosa c'entra? C'entra perché la democrazia sarebbe il governo del popolo, ovvero un sistema di governo o direzione della cosa pubblica in cui la sovranità è esercitata direttamente o indirettamente dal popolo, generalmente identificato come l'insieme dei cittadini. Attenzione, la cittadinanza è un concetto importante. L'immigrato senza cittadinanza non è un cittadino. Per esempio, voi non sapete forse che esiste la cittadinanza italiana, quella tedesca, quella rumena, eccetera, e poi esiste un'altra cittadinanza, la cittadinanza europea. Ogni cittadinanza dà dei diritti. E allora cosa succede? Che come cittadino italiano tu puoi votare al comune, alla provincia non si vota più, ce le hanno tolte per cominciare, alla regione, tanto è inutile, e Parlamento, tanto è inutile, puoi votare.
Il cittadino europeo che ha la cittadinanza europea, quindi i rumeni residenti, ma anche i bulgari, i sloveni, tutti quelli che sono in Unione Europea, non possono votare il Parlamento e la regione perché non sono cittadini di cittadinanza italiana, non hanno la cosiddetta nazionalità. Sono però cittadini europei e in virtù di questo diritto possono votare il comune. Alle elezioni comunali votano i cittadini europei. Nel 2000, forse 2000, al comune di Padova, l'allora sindaco candidato Zanonato di sinistra ha fatto l'accordo con la comunità romena e per 13.000 voti ha vinto lui le elezioni. Cioè i rumeni hanno spostato il voto. È così, è il diritto europeo. Quindi c'è la cittadinanza italiana e c'è la cittadinanza europea. La cittadinanza europea vi dà anche il diritto di andare a abitare dove volete, in uno dei paesi dell'Unione Europea, comprese le isole dall'altra parte del pianeta che sono francesi, potete andare a abitare dove volete. Quindi la cittadinanza è quella cosa per cui i cittadini decidono la direzione del governo, teoricamente, perché poi noi andiamo a votare e quelli fanno quello che vogliono, cioè ci raccontano che faranno questo e quello in base ai sondaggi. In realtà poi fanno esattamente sempre spesso il contrario o proprio se ne sbattono. Comunque, in democrazia il popolo si esprime tramite le elezioni, tramite i referendum, abrogativi in Italia. Noi possiamo fare referendum, chiedere referendum, solo per cancellare una legge in tutto o in parte, tranne le leggi di bilancio, tranne le leggi finanziarie, le amnistie e l'indulto, e non possiamo chiedere l'abrogazione del trattato di adesione internazionale, per esempio l'adesione all'Unione Europea. Noi non possiamo chiederla, l'annullamento all'adesione all'Unione Europea noi per Costituzione non possiamo chiederla. Quindi chi vi racconta che vuole uscire dall'Italia dall'Europa dovrebbe prima dirvi che bisogna modificare la Costituzione, che ci vogliono anni. Non possiamo uscire dalla NATO perché c'è questo l'articolo, adesso non me lo ricordo qual è, il 76 forse della Costituzione, che vieta, cioè limita il referendum solo abrogativo. In molti paesi c'è il referendum propositivo, cioè il popolo scrive una legge, lo porta al voto, se il popolo lo vota diventa legge. Questa cosa qui non c'è. Esiste solo in provincia di Bolzano, per la provincia di Bolzano, dove i cittadini possono fare una legge, raccogliere, mi pare, 15.000 firme, che sono tantissime perché loro sono 350.000, e approvare una legge direttamente. C'è in Svizzera, c'è in molti paesi, ma noi siamo un popolino con pochi diritti in realtà, cioè la Costituzione non è così proprio tanto bella come ci vogliono far credere. Quindi referendum, abrogativi, possiamo fare delle proposte di legge che vanno in Parlamento, in teoria dovrebbero discuterle entro 6 mesi, se ne sbattono, ma comunque tanto non le approvano, quindi possiamo fare tutte le proposte di legge, possiamo fare tutte le istanze, le deleghe, eccetera, ma poi alla fine chi ha il governo del vapore fa quello che vuole. Esistono diverse forme di democrazia a seconda degli strumenti disponibili. Cioè, sinceramente, io non mi sento di dire che l'Italia è una bella democrazia. Per me non è una democrazia, è una finta democrazia. Poi, così come battuta, la Repubblica è fondata sul lavoro, in Costituzione non è richiesto il Green Pass. Vabbè, quindi è fondata sul lavoro. Però attenzione, tutta questa sovranità del popolo, che tutti dicono la sovranità appartiene al popolo, sì, ma la Costituzione, all'articolo 1, aggiunge che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ok? Adesso io potrei scendere dal palco e andare via, perché tutto quello che vi farò vedere è che le forme e i limiti della Costituzione impediscono l'autodeterminazione individuale. Le forme e i limiti della Costituzione impediscono che uno si dichiari indipendente dallo Stato. Questa è la realtà. Il popolo italiano, i cittadini, hanno sovranità stabilita dalla Costituzione. Gli strumenti democratici principali sono il voto elettorale, l'abbiamo detto, che si va a elezioni quando lo decide il Presidente, oppure i partiti. La richiesta di referendum solo abrogativo, che tanto poi all'ultimo fanno una legge per scavalcare il referendum, la proposta di legge popolare, che tanto se ne fregano,
La sovranità del popolo italiano è limitata e non può, per esempio, approvare una legge direttamente, abrogare le leggi di ratifica dei trattati internazionali, c'è un errore, NATO, UE, ONU, eleggere i vertici dello Stato. Noi non possiamo eleggere il Presidente, non possiamo neanche eleggere il Presidente del Governo. Cioè è una balla quella che noi eleggiamo il Presidente del Governo. Noi eleggiamo dei partiti che fra l'altro si sono sottratti anche alla raccolta delle firme, il segretario dei partiti nomina chi deve essere eletto e quindi in pratica noi ci troviamo ad approvare fra la scelta A o B o C o D, che sono quelle che hanno deciso loro, qualcuno che sta dietro, e a noi non è permesso fare altro che dire sì o no o non andare a votare. Poi non possiamo eleggere il capo del governo, i presidenti delle Camere, i presidenti della Corte Superiore, il procuratore della provincia. Negli Stati Uniti, per esempio, il procuratore della provincia viene eletto. Quindi capite che noi di tutto il vertice dello Stato non nominiamo neanche una persona, nemmeno una, nominiamo solo dei parlamentari che non contano niente, che se fanno qualcosa contrario al partito lo buttano fuori. Questa è la vostra democrazia. Allora, ho detto vostra, non nostra, ho detto vostra. Dividere la Repubblica in più repubbliche non si può fare, lo vediamo fra poco. Abrogare tasse o stipendi non si può fare. Esigere l'autonomia, cioè chiederla, supplicarla, inginocchiarsi, votare, si può fare. Esigerla? No. L'autonomia locale, che sarebbe un diritto, non si può. Esigere il rispetto dei referendum votati? No. Io non ho capito com'è che dal referendum che ha abrogato il Ministero della Salute, che si chiamava della Sanità, abbiamo quella speranza di uomo che si chiama Speranza. Cioè, non dovrebbe proprio esserci il Ministero della Salute. Abbiamo votato per la responsabilità dei giudici, ancora non c'è, e via così. Poi chiedere elezioni in qualunque momento per dire ci avete rotto le palle, abbiamo bisogno che qualcuno serio andate a casa, non si può fare. Non si può fare. Va bene. Allora, c'è qualcuno che dice che la Costituzione non è stata votata dal popolo italiano. È vero. Però è come se io adesso incarico Nicola, che è qui che ci ascolta, domani mattina di andare in comune per conto mio, gli faccio la delega, lui mi firma delle carte e poi io gli dico io non ti ho votato perché il popolo italiano ha eletto e delegato l'Assemblea Costituente il 2 giugno del 46. L'Assemblea Costituente ha avuto la delega per emanare una Costituzione che è entrata in vigore il 1 gennaio 48. Il decreto legislativo luogotenenziale, perché c'era ancora il luogotenente del re, del 46 ha emanato le norme di elezione. Il decreto legislativo del 46 ha stabilito anche il referendum popolare per la forma della scelta istituzionale della forma fra Stato, fra Repubblica e Monarchia, da tenersi contemporaneamente. Fra l'altro quella lì è stata la prima volta che hanno votato le donne, almeno sotto la Repubblica, sotto lo Stato italiano, perché nel 600 d.C. nelle isole venete le donne votavano il piccolo doge. Noi veneti abbiamo inventato la democrazia, anzi l'abbiamo fatta, realizzata come voto popolare plebiscitario totale della popolazione nel 600 d.C., non 1600, 600. Le donne con l'Italia hanno votato per la prima volta il 2 giugno 46. Nel 46 si è svolto un referendum per la scelta fra la monarchia e la repubblica, eletta l'Assemblea Costituente con delega per fare la Costituzione e ufficialmente risulta che il popolo italiano ha votato per avere la Repubblica. In realtà ho dimostrato che giuridicamente la cosa è falsa. C'è un libro su Amazon che ho scritto io, che si chiama La Repubblica mai nata, dove ho preso fuori le gazzette ufficiali e c'è tutto spiegato perché la Repubblica in realtà è illegale. Però non posso parlarvi di questo, facciamo finta che la Repubblica sia legale e andiamo avanti a sentire che cosa dice questa Costituzione. Dice l'articolo 5 della Costituzione che la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Abbiamo visto che non è vero. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato, quindi ce ne sono alcuni che non dipendono dallo Stato. Facciamo un esempio. Quando io prendo un taxi,
è un'azienda privata che mi fa un servizio pubblico, mi porta da una parte all'altra. E l'autobus in molti casi è uguale, c'è un'azienda privata che su incarico dello Stato svolge un servizio pubblico. Anche le televisioni private fanno un servizio pubblico perché devono dare delle notizie, devono parlare di alcune cose, devono rispettare i minori, quindi non sono servizi che dipendono dallo Stato, ma sono delegati dallo Stato. E quindi attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, non è vero, adegua i principi di metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, non è vero, basta che vediamo i referendum per l'Amon eccetera, che io contesto, ma li hanno fatti, hanno votato, o quelli per il Veneto, vedete che anche questo articolo te lo tirano fuori quando la Repubblica è una indivisibile, ma per tutto il resto non se ne parla. Quindi non si può dividere la Repubblica. Questo è molto importante, perché già così capite che non è che io adesso mi faccio l'autodeterminazione, non sono più soggetto alle leggi dello Stato come fossi una Repubblica autonoma o un ente internazionale. È ovvio che non è così. Non ci si può fare una repubblica per proprio conto individuale, tutti sono soggetti alle leggi, esistono però le leggi internazionali, dobbiamo vederla questa cosa. Ci sono delle leggi internazionali che permettono forse di muoversi un pochino, cercheremo un buco per di là. Con atteggiamento proattivo andiamo a vedere se nelle leggi internazionali tutta questa cosa qua possiamo scavalcarla. La Costituzione è superiore alle leggi dello Stato. Ecco, qui cominciamo a parlare di gerarchia delle fonti. È ovvio che ci arrivate anche se ve lo spiego, ma è scritto ovviamente nella Costituzione che le leggi dello Stato valgono di più di quelle della regione, della provincia, del comune, no? E la legge stessa è soggetta alla Costituzione, quindi se la legge non è compatibile con la Costituzione ci pensa il giudice della Costituzione, la Corte Costituzionale. Quindi la Costituzione è superiore alle leggi dello Stato, il giudice delle leggi è la Corte Costituzionale e ci sono però le autonomie speciali e tutto che giocano un ruolo. Quindi fissiamo dei concetti. Le leggi hanno diversi livelli, gerarchia delle leggi. Esiste una gerarchia delle fonti normative o gerarchia delle norme, sono espressioni alternative. E per ora, per quello che abbiamo capito fino adesso, abbiamo la Costituzione, le leggi speciali, queste non ve le ho spiegate. Quando si deve modificare un pezzo di Costituzione, che fra l'altro una parte non si può modificare, perché non si può modificare? Perché lo dice la Costituzione. L'articolo 138 della Costituzione specifica come si può modificare la Costituzione. Ve lo dico subito, non si può fare un'altra assemblea costituente, perché ci sono anche quelli che stanno proponendo un'assemblea costituente. Sarebbe un colpo di Stato, secondo la Costituzione. Articolo 138. Comunque le leggi che modificano la Costituzione si chiamano leggi di revisione della Costituzione o leggi costituzionali e gli statuti speciali per le province, le regioni speciali, statuto speciale, sono di quel livello lì. Poi abbiamo le leggi dello Stato, quindi una legge dello Stato non può superare questa legge, e abbiamo altre leggi della regione. Adesso me la tolgo un'altra volta questo sfizio. La legge dello Stato del 2004, che fra l'altro è costituzionale, dice che nessun presidente della regione può fare più di 2 mandati consecutivi. Cosa hanno fatto Zaia e gli altri? Hanno fatto una legge regionale che dicono vabbè, ma noi la facciamo dalla prossima volta. Hanno fatto una legge che vorrebbe scavalcare addirittura la legge costituzionale. Pensate un po' che furboni. Una legge per Zaia. No, perché era l'unico che aveva 2 mandati già fatti. Quindi c'è questa questione qui. Io sono in tribunale per dire ma allora funziona sta gerarchia oppure non funziona? Perché i magistrati sembra che non lo sappiano. Allora, eccolo qua. Questo forse è il nostro buco. Vi dirò che per certe persone che pensano di fare autodeterminazione individuale questa cosa qui è un muro. Per quelli che invece vogliono opporsi alla vaccinazione questo è il buco di libertà. Adesso ci arriviamo. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Qui abbiamo una serie di concetti, perché abbiamo l'ordinamento giuridico,
le norme del diritto internazionale, generalmente riconosciute. Allora, l'ordinamento giuridico italiano, io se mi siedo posso farlo lo stesso, risparmio un po' di energia. L'ordinamento italiano è l'insieme delle norme giuridiche, quindi Costituzione, leggi, regolamenti che abbiamo visto, dello Stato, ma anche delle regioni e delle province. Si conforma, significa che l'ordinamento si adatta, si modifica, un po' come quando indossi una scarpa che prende la forma del tuo piede, no? Si adatta, si modifica, si evolve attraverso l'adozione delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, questo è importante. La conformazione, l'adattamento, si conforma, no? Vedete che l'articolo 10 dice si conforma, prende la forma, o l'adattamento avviene attraverso la ratifica. È qui che casca tutto il palo, tutta la manfrina dell'autodeterminazione individuale cade qui, perché i grandi teorici dell'autodeterminazione individuale non hanno letto che ci vuole la ratifica che è regolata dall'articolo 72-80 della Costituzione. Poi ci torniamo. In altre parole, se una legge straniera, estera, di dove volete voi, non ha una ratifica fatta ai sensi dell'articolo 72-80 della Costituzione, in Italia non vale. Questo è un concetto fondamentale del diritto italiano che lo apprende uno studente di diritto alla prima lezione di diritto costituzionale. Perché noi abbiamo sì la Costituzione, ma la Costituzione ammette al suo interno le leggi estere se autorizzate. Noi per esempio non facciamo parte dell'Unione Africana e neanche del Mercosur. Perché? Perché non abbiamo aderito, ovviamente. Abbiamo aderito all'ONU, abbiamo aderito al Consiglio d'Europa, abbiamo aderito alla NATO, abbiamo aderito all'Unione Europea, abbiamo aderito all'Unione Postale Internazionale, poi ci torniamo a tutte queste cose, ma non abbiamo aderito a UCC, all'ammiragliato. Queste cose non esistono le ratifiche, quindi non valgono, ma ci torniamo di nuovo. Le norme del diritto internazionale, gli stati e gli enti internazionali sono soggetti di diritto. Gli stati, gli enti internazionali sono soggetti di diritto. Questo concetto di soggetto significa che come una persona scrive un pezzo di carta ed è la sua volontà, quegli enti lì fanno la loro volontà attraverso delle leggi e quindi sono soggetti di diritto, creano norme. Quindi esiste un ordinamento internazionale e anche un arbitro che regola i conflitti, ma non tutti, la Corte internazionale di giustizia. Adesso si è parlato recentemente, la guerra in Ucraina è uno specchio meraviglioso dei grandi principi di diritto internazionale. Purtroppo è una guerra ed è bruttissimo. Bisognerebbe sapere se poi la guerra è giusta o sbagliata e vederne il risultato, non lo sappiamo, e quindi per il momento guardiamo il diritto. Allora lì c'è quelli che dicono lo Stato deve restare integro, è un principio internazionale, l'integrità degli Stati, che adesso non posso spiegare. Dall'altra parte dicono, no, ma qui c'è un popolo che si è autodeterminato, ha fatto un referendum, in più gli sparate addosso, io devo difendere il diritto di autodeterminazione dei popoli. Quindi ci sono due interessi, due principi giuridici internazionali che sono in conflitto. Chi decide queste cose? La Corte internazionale di giustizia. Allora poi è venuto fuori che ci sono i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità. Allora esiste una legge internazionale che è la Corte internazionale penale, la Corte penale internazionale, che fra l'altro è stata creata, lo statuto è stato creato a Roma, che decide proprio sui crimini, genocidio, guerra, eccetera. La Russia non ha mai firmato quel trattato. L'Ucraina non ha mai firmato quel trattato. Di conseguenza i crimini contro l'umanità che si stanno svolgendo in Ucraina e prima nei laboratori segreti, nei tunnel col traffico di esseri umani, non possono essere perseguiti perché l'Ucraina non ha firmato il trattato. Se l'Ucraina firmasse il trattato potrebbero incolpare e far condannare i russi, ma l'Ucraina non firma. Allora esiste un arbitro, la Corte internazionale di giustizia, ma esistono altri arbitri. Nel caso dei crimini contro l'umanità è la Corte penale internazionale. Generalmente riconosciute nel nostro sistema significa che provengono da un ente internazionale a cui l'Italia ha aderito. Quindi non è che vale tutto, valgono le norme dell'ONU quando ratificate,
valgono le norme dell'Unione Europea. C'è stata una discussione perché dicevano no, ma le norme dell'Unione Europea non sono generalmente riconosciute, e allora la Corte Costituzionale ha fatto tutto un giro dicendo che no, noi siamo in Europa, noi siamo occidentali, noi abbiamo questo sistema di diritto che non è della common law, bla bla bla, quindi anche le norme europee, dell'Unione Europea rientrano in quelle generalmente riconosciute con un po' di se, un po' di ma, e hanno fatto passare. Noi praticamente siamo dentro a questa gerarchia di cose, ONU, Consiglio d'Europa, Unione Europea, NATO prima e altre cose. Però tutto ciò che non è ratificato non vale. Voi sapete che secondo una tecnica di programmazione neurolinguistica bisogna ripetere 5 volte le cose perché le persone le memorizzino. Ve l'ho già detto 4 volte, le norme che non sono ratificate non valgono in Italia. Articolo 72, comma terzo. La procedura normale, mi fa ridere perché prima c'era Andrea in macchina che gli ho detto articolo 73, fa no, il 72, ha ragione. La procedura normale di esame e approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale. Qua ci sono un po' di concetti. Procedura normale di esame. Una legge viene portata in Parlamento, c'è una procedura stabilita dal regolamento e di approvazione diretta da parte della Camera, perché ci sono altri sistemi, è sempre adottata, sempre, per i disegni di legge, quindi per le leggi. Disegno di legge è la legge ancora da approvare, in materia costituzionale, quindi la Camera deve approvare con procedura diretta la riforma in materia costituzionale, in materia elettorale, delegazione legislativa, vuol dire che il Parlamento si spoglia di una sua competenza per darla a qualcun altro, per esempio al governo, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Ecco, questa roba qui, questo testo è copiato e incollato dal PDF che trovate sul Senato, PDF della Costituzione, e loro usano questo sistema. Quando mettono un numero fra parentesi quadre, significa che questa roba che viene prima è spiegata da questo articolo. Quindi la procedura normale di esame della Camera per l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali è l'articolo 80. Chiaro? Vi insegno ad andare a approfondire. Non bisogna bersela le cose, la gente ti dice delle cose che sono stupidaggini, magari per prenderti qualche 10 franchi, 10 euro o l'accademia da 600. Bisogna andare a verificare, questo è il testo del Senato. Quindi la ratifica dei trattati internazionali è l'articolo 80, approvazione dei bilanci consultivi 81 non ci interessa. Ci interessa molto, però non stiamo parlando di quello. Quindi concentriamoci sul diritto internazionale. Vediamo di semplificare. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Questa notazione, i 2 puntini fra parentesi quadro, si usa normalmente a chi è onesto per far vedere che manca un pezzo di testo, no? Quello lì significa ho tagliato un pezzo. Disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, cioè un trattato internazionale è ratificato se ha seguito la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera. È la Camera che la approva, ok? E se non c'è la ratifica, vuol dire che non è approvato. Molto semplice, quello che vi ho detto prima. Come indicato l'articolo 80, costa è quello relativo ai trattati internazionali. Articolo 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali. Avevate bisogno di una spiegazione lampante? Le leggi, la ratifica dei trattati internazionali, che cos'è la ratifica? È appunto quel meccanismo per cui la Camera dice questa roba è legge. Le Camere autorizzano la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica. La NATO è un organismo politico-militare. A me fa paura, perché se mettiamo invece di militare religioso, natura politica religiosa, ti viene paura. Politico-militare mi fa ancora più paura. Di natura politica,
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, importano variazioni del territorio ed oneri alle finanze o modificazioni di legge, cioè una qualunque legge internazionale, un trattato internazionale. Qua bisognerebbe capire che cos'è un trattato, una dichiarazione, una convenzione, sono forme diverse del diritto internazionale. Qui parla dei trattati. I trattati internazionali che modificano leggi, praticamente tutti, devono essere autorizzate con legge dalla Camera, con procedura ordinaria. Quindi la clausola di modificazione di leggi in pratica impongono che ogni trattato internazionale venga ratificata perché produce modificazioni di leggi. È chiaro? Non esiste una legge internazionale che può sfuggire a questa clausola, modificazioni di leggi. Perché è chiaro, se esiste una legge internazionale che in qualche maniera mi sottrae dalle leggi normali o mi fa una modifica delle leggi, deve prima essere autorizzato con legge di ratifica da parte delle Camere. Poi c'è questa figura del Presidente della Repubblica che è anche il capo dello Stato, che promulga le leggi dell'articolo 73, 74, 138 e la modifica della Costituzione, ratifica i trattati internazionali. Quindi la procedura è questa: viene presentata una proposta di legge di autorizzazione di ratifica alle Camere, le Camere seguono la procedura ordinaria, alla fine va dal Presidente che, quando occorra, fa l'autorizzazione delle Camere, perché è la Camera stessa l'autorizzazione delle leggi internazionali, di ratifica ai trattati quando occorra, perché è la Camera che dice il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare, oppure il governo, perché quando lo Stato aderisce a un trattato deve poi comunicarlo all'ente che lo ha prodotto. Quindi o il governo o il Presidente devono andare lì e dicono toc toc, abbiamo firmato, anche noi ci siamo sottoposti a questa roba. Quindi è la Camera che decide chi lo fa, e quindi quando occorra il Presidente della Repubblica fa lui la ratifica internazionale. Quindi il Presidente della Repubblica promulga le leggi o si autorizza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco, questo è un concetto importante. Com'è che fa lo Stato a far sapere la sua volontà? Nella Gazzetta Ufficiale. Se una cosa non è in Gazzetta Ufficiale, non esiste. E da quel momento non si può più modificare se non come previsto dalla Costituzione e le leggi. Cioè, viene pubblicata una legge, poi risulta che è incostituzionale e viene cancellata. Cioè non è che viene cancellato col cancellino, viene scritto un'altra cosa, una sentenza della Corte Costituzionale che dice quella legge lì non vale più. Generalmente le Camere autorizzano il Presidente della Repubblica, a volte anche il Governo, a ratificare un trattato internazionale che è già stato firmato in precedenza. L'atto finale di ratifica è demandato al Presidente della Repubblica perché lo rende legge ufficiale, ma il Presidente non può opporsi alla ratifica, sarebbe sovversione. Perché ho scritto sta cosa? Perché la Convenzione di Oviedo, che è del Consiglio d'Europa, legge 241 del 2000, che impone che nessuno può essere sottoposto a un trattamento nel campo della salute senza consenso, nessuno può essere obbligato a un trattamento nel campo della salute, ancor meno se sperimentale, è vietato il trattamento sperimentale sui minori, è vietato, è una legge, ma il Presidente della Repubblica non l'ha mai portato in Consiglio d'Europa. Ma il Presidente della Repubblica non può opporsi. Quindi Ciampi, Napolitano e questo qui hanno attentato alla Costituzione, ma la legge comunque è valida, la Convenzione di Oviedo, perché è legge 241 del 2001 che è stata utilizzata anche nella sentenza Englaro, eccetera. Torniamo a noi. Concetto base: la Repubblica Italiana ha aderito ai seguenti organismi: ONU, di tipo politico, NATO, politico-militare, Consiglio d'Europa, organismo con il Tribunale per i diritti umani, Unione Europea, che è un'unione di stati di tipo federale derivante dalla Comunità Europea del 2009 con il Trattato di Lisbona e bla bla bla. E uno dice: quando è che abbiamo aderito all'Unione Europea? Qualcuno lo sa? Abbiamo aderito col referendum dell'87. È stato il primo referendum che ho votato io, ho votato sì, convinto, plagiato dalla TV, avevo 18 anni giusti, no, 87 avevo 19 anni. Dunque sono del 68, fate i conti voi. 89, forse l'89. Allora, io ho votato il referendum
E quindi il popolo italiano, quel giorno che ha votato sì, perché io me lo ricordo, eravamo peggio di adesso, due maroni con sti ladroni, marci, corrotti che si azzuffavano, basta, ci liberiamo, andiamo in Europa, ci facciamo governare dai tedeschi che loro sono precisi. Abbiamo dato l'assegno in bianco ai banchieri. Questo abbiamo fatto. Le domande alla fine, mi spiace. Guarda, ti do un punto più perché sei stato attento e hai capito perfettamente. E infatti c'è una discussione se quel referendum lì è valido. Perché è stato però un referendum, cioè, allora, hanno fatto un referendum consultivo, che non è previsto dalla Costituzione, ma non è neanche vietato, però l'hanno deciso loro. Quindi è una discussione che, guarda, non l'hanno ancora deciso se era valido o non valido. Comunque, sai qual è il problema? Che siccome l'Italia ha aderito, noi non possiamo disaderire, non possiamo toglierci perché non possiamo fare il referendum. Questo è il problema. Cioè, com'è che si diceva? Vabbè, non voglio essere scurrile, ma sapete quando uno se l'è preso. Politica, boh. Altri organismi, questa l'ho messa quasi come una provocazione. L'UPU. L'UPU è l'Unione Postale Universale. Non è che manda le cose su Marte, resta sempre sul pianeta Terra per il momento. Però hanno deciso a un certo punto che era una rottura di balle mandare una roba in Australia, scrivere Australia, via John King 37 vicino al palo, perché non puoi, no, 37 non si può dire perché sennò c'è qualcuno che dice che il numero di casa corrisponde alla proprietà dello Stato della casa. Allora no, allora scrivono via John King vicino alla palma di Tony Menego. Vabbè. E allora ho detto no, facciamo il codice postale. Facciamo che ogni luogo, o quantomeno comune o zona, perché infatti nelle grandi città ci sono più CAP, ha un codice di avviamento postale. Tu metti la lettera, questa si avvia, arriva lì su un posto dove c'è Tony Sugaman che sa che Tony Menego abita di là e ti porta. Non vi ho chiesto se volevate in lingua veneta stasera perché siccome è tutta roba in italiano non valeva la pena fare tanto. Bene, UPU. OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, questa è la veramente pericolosa, perché stanno mettendo in piedi un sistema, e in Italia hanno già fatto dei passi, per cui il Degrebreius, come si chiama? Quello, il presidente, il portavoce dell'OMS, com'è? Vabbè, quello lì, dice c'è la pandemia. Sapete che la pandemia non ha più un numero di casi, hanno cambiato, bastano 4 casi e c'è la pandemia. 4 casi distribuiti in giro per il pianeta, c'è la pandemia. Prima bisognava avere un numero consistente di casi, adesso bastano pochi casi ma diffusi. Allora c'è la pandemia e quindi l'OMS, che sarebbe, come si chiama in inglese? World Health Organization, WHO, vabbè, praticamente dice c'è la pandemia e allora tutte le autorità sanitarie, c'è la pandemia, tutti con la mascherina. Chi decide? Fino a ieri decideva il governo. Emergenza. Decreto legge di emergenza. Questo l'abbiamo vissuto. Riunione di notte. Non potete più uscire di casa da mezzanotte. No. Adesso hanno fatto la legge che il ministro della salute, quella testa di legno incapace che faceva l'amministratore dello sport, e tutte le teste di legno come prima che c'era la Lorenzin, no. Praticamente loro decidono le norme sanitarie nell'ambito economico, sociale, culturale. Cioè ci mettono le mascherine a tutti, non puoi più uscire e decide la testa di legno perché l'ha detto l'OMS. Ragazzi, è così, È già così la legge italiana. Chi è che diceva di sì prima che l'ha vista? Hanno già fatto questa legge in primavera, e la stanno cercando di fare in tutta Europa e nelle Americhe. Il resto del mondo dice, ma va. Ok. World Trade Organization è un'organizzazione che fino ad oggi ha giocato un ruolo di regolamentazione, ma è un'autorità privata. E allora, quando la Cina ha aderito, mi pare nel 97, e io lì mi sono detto, cazzo, ma questi fra 2 anni ci portano qui tutta la roba, nel 97.
Si sapeva che dal 2000 la Cina, essendo entrata nel WTO, avrebbe portato tutto, avrebbe distrutto le aziende, avrebbe portato qui prodotti tossici e del cavolo per farci chiudere le nostre aziende, pantaloni a €1, abbiamo chiuso tutto. Capite? Si sapeva e i nostri politici o non sapevano o erano incompetenti, secondo me sapevano. Banca Europea degli Investimenti, Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, brevetti, eccetera, eccetera, eccetera. L'Italia fa parte di una tonnellata di organismi e ciascuno di quelli mette bocca sul nostro funzionamento. Questo microfono usa una frequenza che ha deciso uno di quelli, le scarpe, il numero di scarpe che noi usiamo, europeo, americano, eccetera, e il codice a barre, tutte queste cose. È normale che in un mondo sempre più popolato e stretto le persone si mettano d'accordo per non rompersi le balle a fare la traduzione dei codici da un paese all'altro, con le spine tedesche che fra un po' non facciamo la serata perché abbiamo ancora le spine italiane e tedesche. Capite che è normale che nascono dei codici, delle unioni? È normale, poi bisogna vedere se la cosa è giusta o sbagliata, se è funzionale o non funzionale. Per conto mio mi pare che stiamo andando male un po' su tutto, comunque è un altro discorso. Concetto di base. Qua sto ricalcando quello di prima, ma con tutto quello che abbiamo aggiunto. L'ordinamento giuridico italiano fa parte di diversi ordinamenti, valgono in Italia le leggi estere se ratificate. La gerarchia delle fonti è un po' più complicata. Abbiamo non più la Costituzione per prima, perché se un trattato internazionale tipo quello dell'Unione Europea ti dice che tu la moneta non la gestisce più la tua banca ma l'Unione Europea, la Costituzione è sotto. Se ti dice che tu fai parte della NATO e anche se sei un paese pacifista e non puoi fare la guerra, ma quelli fanno la guerra e ti dicono adesso vai a sparare anche tu o dagli le armi, noi diamo le armi. Capite? La Costituzione è scivolata, che poco valeva anche prima, sotto i trattati internazionali, ma è la Costituzione stessa che ha fatto questa cosa con la ratifica, sotto le convenzioni e i trattati del Consiglio d'Europa, che sono quelli sui diritti umani. Questa sarebbe una cosa buona, però la Russia è uscita dal Consiglio d'Europa perché ha detto guarda, hai guardato la guerra e il massacro del Donbass per 8 anni, non hai detto niente, gli hanno vietato la lingua perfino, come noi veneti, fra parentesi, e quindi l'Unione Europea è uscita. Boh. Regolamenti dell'Unione Europea. Fermatevi qua, il regolamento è un tipo di legge dell'Unione Europea, ne ha 2 tipi di legge. Il regolamento è immediatamente applicabile, quindi se c'è un regolamento sulla privacy o su altre cose, prevale sulla legge italiana, ma non le direttive, perché le direttive devono essere ratificate o attuate. Poi abbiamo la Costituzione, le leggi speciali, le leggi di revisione della Costituzione, la legge costituzionale, i statuti speciali e poi abbiamo le altre leggi delle regioni, delle province, dei comuni. Capite che c'è una montagna di leggi che governa questa cosa che stiamo facendo qui? Andiamo avanti. Nell'ordinamento italiano le leggi non ratificate non hanno valore, non sono leggi, non valgono. Sono stufo di ripeterlo. Nel 2006 è stato abrogato l'articolo 834 del Codice di procedura civile che permetteva agli arbitrati di attuare gli usi del commercio. Spiego. Se prima 2 commercianti si mettevano d'accordo fino al 2006 perché in caso di problemi andavano da un'autorità di loro scelta, si poteva fare. Adesso non si può fare neanche quello. Quindi decide il giudice, punto. Secondo le leggi italiane, punto. Però cosa dice la Costituzione anche di carino? Dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Ok, per favore facciamo un piccolo sondaggio. Quanti credono che sposarsi scegliendo il proprio partner sia un diritto umano? Alzate la mano per favore. Sposarsi con chi vuoi tu, nel senso con chi vuoi tu, è un diritto umano. Alzatevi le mani per favore. Allora aspetta. Facciamo così, scusate, quanti, perché io ho già capito come tira l'aria qua, quanti credono che sposarsi con una persona dell'altro sesso sia un diritto umano? Alzate la mano per favore. La maggioranza, per il momento è la maggioranza. Quanti credono che sposarsi anche con un cane sia un diritto umano? Nessuno? Allora siete razzisti. Allora, chi è che stabilisce cos'è il diritto umano? È questo il motivo per cui vi ho fatto alzare la mano, perché già così avete mostrato che per voi il diritto umano non è quello di cui che vuole sposarsi con il cane. Ci sono quelli che si sono sposati col Tamagotchi perfino, no? Allora,
Allora, cioè, il diritto umano, chi lo decide che cos'è? Bella l'espressione diritti inviolabili dell'uomo, però per un pakistano, se non ti sposi col marito che ti ho deciso io ti ammazzo e ti faccio a pezzettini perché è il tuo diritto umano, non c'è questo diritto umano qua. Capite? Non tutti i pakistani, per fortuna. Quindi il diritto inviolabile dell'uomo non vuol dire niente. Vuol dire che riconosce e garantisce. Garantisce proprio no. Riconosce, forse, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, bla bla bla, dove si svolge la sua personalità. Qui noi stiamo esercitando un nostro diritto umano di assemblea, di discussione, di libertà, di informazione e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili. Scusa, non si è sentita la pernacchia. Inderogabile politica, economica e sociale. Bevo acqua. Faccio un po' il Beppe Grillo dei poveri, ste poveri, vero? Allora, in realtà i diritti inviolabili dell'uomo sono quelli riconosciuti dalle leggi. L'Italia partecipa agli organismi di tutela dei diritti come il Consiglio d'Europa, che non è la UE, l'ONU, che è debole sulla tutela dei diritti umani, e aderisce anche alla Corte Penale Internazionale, quella che vi ho detto, lo Statuto di Roma. Questa Corte non aderiscono gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina e anche la Cina. Quindi questi si scannano. È bello perché mi sembra che Biden abbia detto che l'Occidente combatterà in Ucraina fino all'ultimo ucraino. No, credo che l'abbia detto veramente, ma perché sta dicendo delle svalvolate incredibili. Però doveri inderogabili, attenzione, perché sì, bello, diritti umani, però richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, già mi viene paura, economica, ho capito dove vanno a parare, e sociale, ho capito tutto. Cioè, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, sociale e economica è compatibile con l'autodeterminazione individuale per cui io non pago più nulla? Ovvio che no. Diritti inviolabili, abbiamo detto, doveri inderogabili, la tassazione, la ripartizione degli utili. Si può non pagare le tasse? È evidente che no. In realtà è possibile non pagare le tasse se è previsto da una legge. Per esempio se tu hai l'esenzione, hai la detrazione, com'è che c'è la detrazione e la... aspetta, c'è la detrazione... Cioè, quello non è previsto dalla legge. No. Quello è un uso. Lo Stato, ecco, attenzione, abbiamo detto, adesso, sì, non vi spaventate del numero sotto 52 pagine, siamo solo 19, 20 sono di un'altra roba. Allora, abbiamo detto che nessuna legge internazionale è valida in Italia se non c'è la ratifica, giusto? Il Vaticano è Italia? Quindi è un altro Stato? Quindi ci vogliono delle leggi per ratificare l'applicazione delle leggi vaticane in Italia. La ratifica, giusto? No, perché c'è chi dice che valgono i canoni apostolici o non so di che cosa del Vaticano, del papato, valgono in Italia. I canoni ecclesiastici. In realtà la Costituzione dice lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, perché c'è quello spirituale, quello statale, degli vari stati, indipendenti e sovrani. Io non riesco a capire come fa a essere sovrano uno Stato italiano e sovrano uno Stato della Chiesa se non ciascuno a casa loro e quindi le leggi della Chiesa non valgono nello Stato italiano. Però, dice la Costituzione, questa è una roba, è un derivato di ciò che ha fatto Mussolini, ma poi vi dico un'altra roba. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, perché i patti lateranensi li aveva fatti Mussolini. La modificazione dei patti, questo è un buco un po' pericoloso, le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale, quello complicato, però naturalmente poi vanno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, non è che possono fare le cose di nascosto. Perché se non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è legge. Quindi i patti lateranensi, vabbè, leggo perché l'ho già scritto, la Chiesa Cattolica, attenzione che non è un articolo così semplice, qui parla di Chiesa Cattolica, ma non tutti i cristiani sono cattolici, non tutti i cristiani sono riconosciuti.
tipo gli ortodossi, i protestanti, e sono riconosciuti a livello di 5 per 1000, che cos'è? Anche com'è? Sì, valdesi e un'altra ancora, no? Poi non sono riconosciuti gli islamici, per esempio, possono fare delle associazioni, anche no, gli ebrei forse avranno un sistema anche loro, ma comunque possono fare delle associazioni e prendere i soldi come associazione, però quel 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi che tu o lo dai allo Stato o lo dai alla Chiesa o lo dai a qualche Chiesa, non lo puoi dare agli islamici e non so chi altri, comunque non lo puoi dare agli scientologi se questo qualcuno lo volesse fare. Le leggi del Vaticano non valgono in Italia, nemmeno i canoni, in quanto non ratificati, non autorizzati, né autorizzati. L'indipendenza, un sistema non dipende da un altro. Patti lateranensi realizzati da Mussolini sono stati aggiornati da Craxi. Craxi, che a un certo punto era diventato un rompiballe internazionale, perché si è messo lì davanti agli aerei della NATO, ha detto no, questa è terra italiana, non so se ve lo ricordate. Poi ha voluto fare il trattato dell'Unione Europea, quello sì dovevano metterlo, vabbè, insomma ne ha fatte un po' troppe, poi l'hanno messo, non era il più ladro di tutti, dai, diciamocelo, è stato un processo politico che ce n'erano di peggio. Allora, dove andiamo a guardare adesso? Abbiamo fatto tutta la gerarchia delle fonti, ma non siamo scesi sotto le regioni. Perché? Perché è molto importante. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Quindi c'è la Repubblica che è un contenitore e dentro c'è lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane. Allora, tutta questa roba dei rapporti fra Stato, regioni, eccetera, è regolato dal titolo quinto, perché è diviso in pezzi, si chiamano titoli invece che capitoli. Titolo quinto della Costituzione definisce l'organizzazione della Repubblica. Quindi abbiamo lo Stato che ha legislazione esclusiva, cioè la può fare solo lui, su politica estera, difesa, moneta, immigrazione, epidemie, ambiente, ma non ha tutte le potestà. La potestà vuol dire competenza, cioè padronanza su quella specifica materia. Le regioni hanno competenze esclusive, che cioè gestiscono esclusivamente loro, in alcune materie. Vi potrà sembrare incredibile, ma per esempio le cave, le estrazioni minerarie, le fonti d'acqua, che noi qui ci hanno asciugato la palude di Onara, a forza di tirare sotto via l'acqua, è competenza delle regioni. Poi le cave, le scuole professionali, il trasporto locale, in realtà anche la sanità, però la sanità è fra quelle compartecipate che vediamo dopo. Ci sono regioni però a statuto speciale che hanno anche maggiori competenze. La Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia. Vi dirò come la penso. La Sicilia è praticamente uno Stato indipendente, ha addirittura la Corte amministrativa superiore, che per noi è il Consiglio di Stato, per loro è la Corte Suprema della Sicilia, adesso non mi ricordo il nome esatto. Sono talmente indipendenti che hanno fatto una legislazione speciale per fare in modo delle specie di offshore, delle zone dove tu vai lì, apri un'azienda che fa per esempio e-commerce e fa alcune attività, poi alla fine dell'anno presenti la dichiarazione dei redditi, gliela mandi alla regione, le tasse la paga la regione. Questa roba è finita anche in Corte Europea, hanno detto che è tutto a posto, perché loro hanno uno statuto super speciale. Bolzano non paga l'IVA, perché ha uno statuto speciale. Friuli Venezia Giulia, ecco, Friuli Venezia Giulia in realtà è una mezza fregatura, perché loro in realtà hanno l'autonomia, ma si pagano per intero la sanità. Alla fine ci guadagnano poco o niente, però gestiscono un po' più loro, infatti le strade sono un po' tenute meglio. L'anno scorso noi avevamo come Regione Veneto ricevuto le strade dall'ANAS e Zaia gliele ha date indietro. Mancano i soldi, ragazzi, quindi. Le regioni e lo Stato hanno molte competenze condivise, dette concorrenti, cioè vanno gestite in accordo. Queste sono il commercio con l'estero, la sicurezza del lavoro, parte dell'istruzione, non perte, professioni, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute, protezione civile, che anche quello è un bel business, come sapete dalle inchieste, porti e aeroporti civili. Ecco, i porti e gli aeroporti civili sono un bel business. Noi abbiamo l'aeroporto internazionale di Venezia, che è un colosso.
energia, parte dei beni e delle attività culturali, casse di risparmio. Qua adesso, se aprissi questo argomento, la Francesca mi farebbe forse quasi un monumento, ma non possiamo perché non c'è tempo. Però noi potremmo veramente rifare le casse di risparmio, ma in regione non vogliono. Casse rurali, aziende di credito, carattere regionale, enti di credito funerario e agrario. Come vedete, le regioni hanno parecchie competenze. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Adesso voglio far contenta Francesca, perdonatemi, perché ho cercato di resistere, ma glielo devo dopo la presentazione che mi ha fatto. Nel 2001 la Costituzione è stata riformata in senso federalista, ma non è in gran parte attuata, vedi banche a carattere regionale. Adesso vi spiego. Allora, nel 2001 hanno rivoluzionato la Costituzione e hanno fatto proprio una Costituzione federale, tant'è che esiste una regola di chiusura nella Costituzione per cui spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alle legislazioni. Per esempio, se paradossalmente, se adesso facciamo finta, arrivano gli alieni, deve legiferare la regione, perché è una materia che non è scritta in Costituzione. Questo significa quella roba lì. E non sto scherzando. Allora, banche a carattere regionale. Vi spiego. Prima c'erano in Costituzione le casse di risparmio, il credito cooperativo, eccetera, che avevano lo scopo per cui tu, io faccio l'esempio del pomodoro, tu andavi a portare i soldi in quella banca lì doveva reinvestire nel territorio della banca. Quindi se tu andavi nella tua cassa di risparmio locale, sapevi che davi aiuto al tuo artigiano, al tuo contadino, eccetera. È un po' come quando andiamo a comprare il pomodoro, se lo compri veneto, lavorano i veneti, se lo compri emiliano, lavorano emiliano, se lo compri spagnolo, lavora lo spagnolo. Semplice. Quando hanno riformato la Costituzione, hanno portato via tutta sta roba. La San Paolo è l'insieme di tutte le casse di risparmio, intesa San Paolo, e mi risulta che facciano anche un po' di finanziamento ai gruppi armati. Vabbè. Allora, però, in Costituzione hanno messo la sostituzione, hanno messo che si possono fare le banche a carattere regionale. C'è in Costituzione dal 2001. In pratica, vediamo se riesco a spiegarvela bene, se voi andate a Trento o Bolzano, loro hanno delle banche che sono loro, che ce le hanno solo lì, che funzionano come le vecchie casse di risparmio, e sono state quelle il vero segreto dell'autonomia, perché quelle lì danno un sacco di soldi all'associazionismo, alle palestre, alle bande musicali, alle scuole, perché tutti gli utili della banca devono essere riversati sul territorio. Le banche che sono venute fuori con lo statuto speciale. Noi dal 2001 potremmo farle in Regione Veneto. C'è la normativa del quadro del 2006, ho presentato la proposta di legge in Regione Veneto per raccogliere le firme e tutto, ci hanno boicottato. Le casse di risparmio, le banche a carattere regionale si possono fare, diventeremmo che i nostri, per esempio la Veneto Banca era una banca a carattere regionale, poteva intervenire Zaia quando hanno detto l'ha trasformata in SPA. Capite? Non è che ce l'ho con Zaia, sto solo dicendo dei fatti documentati. Quindi abbiamo questo rapporto un po' complicato. Un'altra cosa, le competenze regionali che sono state chieste 1700, quanti sono, giorni fa con il referendum, no? Abbiamo fatto un referendum perché volevamo le competenze aggiuntive delle regioni, si potevano chiedere dal 2001, senza referendum. L'Emilia Romagna ha chiesto le stesse competenze senza referendum. Noi abbiamo speso 12 milioni di euro per fare il referendum. La Lombardia, che ha il doppio di popolazione, ne ha spesi 2. E non serve a niente, non era neanche previsto dalla Costituzione. Ok, la cosa si complica ancora di più, perché poi abbiamo le province e i comuni, che hanno specifiche competenze, però devono conformarsi alle leggi dello Stato e della Regione a seconda della questione. Per esempio, se il Comune deve modificare il piano regolatore, competenza della Regione, deve chiedere alla Regione. Se il Comune deve fare una cava, deve chiedere alla Regione. Se il Comune deve asfaltare una strada statale, deve chiedere allo Stato. Ok? Non è vero che il sindaco è un re. C'è chi dice che se il sindaco vuole si oppone e vieta il vaccino piuttosto che la mascherina a scuola, eccetera.
sono stupidaggini, perché la competenza delle epidemie è dello Stato. Se lo Stato ti dice far così, il sindaco deve farlo e anche la regione, punto. Questa è la Costituzione. Bolzano e Trento hanno uno statuto speciale che gli permette di muoversi un po' meglio, però ultimamente stanno perdendo miliardi, autonomie e quant'altro. Esistono anche le città metropolitane. Proprio l'altro giorno sono entrato dal Friuli Venezia Giulia all'altezza di Sesto al Reghena, da quelle parti lì, e tu arrivi, cioè, città metropolitana di Venezia. Non so quanti soldi si possono spendere così. Poi abbiamo le comunità montane che sono state un po' bacchettate perché erano diventante fonte di corruzione, però fanno anche loro delle cose. Poi abbiamo i parchi. I parchi sono fondamentali. Tu nei parchi non puoi, per esempio, alzare le antenne radio. Però se ci sono già delle antenne abusive e il presidente del parco non dice niente, sono abusive e stanno lì. Io vengo da vicino al parco degli Euganei, ecco, così, forse avete capito. Articolo 123. Ciascuna regione ha uno statuto che in armonia con la Costituzione, questa è Costituzione che dice lo statuto deve essere in armonia con me stessa, ne determina la forma di governo, i principi fondamentali, organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa al referendum su leggi e provvedimenti amministrativi delle regioni, la pubblicazione dei leggi e dei regolamenti. Quindi vedete che il corsivo è Costituzione, il non corsivo è mio. Le regioni non possono realizzare l'indipendenza perché violerebbero l'articolo 5, 117 e 123 e verrebbero commissariate e sciolte. Io nel 2013, quando in regione facciamo la regione Veneto ha fatto una legge per fare il referendum per l'indipendenza, ma se non si può fare. Ho scritto il libro e la Corte Costituzionale dopo 2 anni l'ha cancellata. Quindi per 2 anni ci siamo sorbiti che si faceva il referendum per l'indipendenza. Quindi c'è anche chi crede che si possa fare l'autodeterminazione semplicemente. Allora, l'ordinamento giuridico italiano, con le leggi internazionali ratificate, le norme degli enti della Repubblica, ha una gerarchia delle fonti che è trattati internazionali, convenzioni, trattati del Consiglio d'Europa, regolamenti dell'Unione, le direttive non subito, Costituzione, leggi speciali, revisione della Costituzione, statuti regionali, statuti speciali di regione e provincia, leggi dello Stato, leggi e ordinanze della regione, le leggi e le ordinanze della regione, perché l'ordinanza, la regione fa tutta la pandemia, c'era il presidente delle regioni che ordinanza di qua, ordinanza di là, facevano le ordinanze anche diverse, cioè passavi una regione potevi andare al bar a bere il caffè, passavi il confine, c'erano delle situazioni assurde. Io alla Tisana, che c'è il ponte che separa la regione, si erano messi i carabinieri perché quelli di là volevano andare a bere il caffè dall'altra parte. Follia totale. Leggi dello Stato italiano, ma non, ecco, leggi speciali, leggi dello Stato italiano, ma non a Livigno Campione. Non so se l'ho scritto dopo, ma Livigno Campione sono della Repubblica, ma non dello Stato. Perché siccome sono praticamente in Svizzera, loro hanno delle leggi italiane però un po' particolari e non pagano l'IVA perché non sono dello Stato. Leggi perché non pagano le tasse. Leggi ed ordinanze della regione, leggi ed ordinanze della provincia che cambiano da una provincia all'altra. Tu puoi pescare di qua del confine e di là no. Cioè, sembra una cazzata, eppure è così. Leggi ed ordinanze del comune diversa fra un comune e uno vicino. Per esempio, a Rubano non puoi tenere più di 5 galline, a Selvazzano 15. Adesso mi trasferirò per farmi le galline. Le regioni possono svolgere il referendum, però sempre in base allo statuto. Allora, adesso io qui entravo nel discorso degli statuti perché nello statuto vecchio, quello che poi è stato sostituito dallo statuto di Zaia, c'era la possibilità, che si può esercitare ugualmente, di indipendenza, ma ne parlerò un'altra volta. Torniamo al percorso delle nostre comprensione del diritto. Nella realtà le autonomie locali vengono calpestate e le stesse regioni non esercitano le loro competenze fino in fondo, per esempio le banche a carattere regionale. Se vuoi iscriverti, Francesca, su www.repubblica.info c'è il progetto di legge da sottoporre a approvazione popolare
cioè devi raccogliere le firme per portarlo in regione, che istituisce questa roba delle banche a carattere regionale, che sarebbe una cosa che potrebbe, perché allora, come spiegava Francesca, per esempio, le nostre banche potrebbero andare a prendere i soldi alla BCE direttamente a tasso 0, 3, 1, 2. Capite? I comuni potrebbero, invece di prendere i soldi all'8%, prenderli all'1, 0, 1, 2%, tramite l'applicazione di questo articolo della Costituzione che parla di banche a carattere regionale. Comunque Francesca casomai farà da intermediaria su questa cosa, se si vuole fare. Io non ci credo, però. La riforma del 2016 proposta da Renzi azzerava completamente le autonomie delle regioni. Siccome loro volevano fare i pozzi di petrolio dove volevano, perché c'erano gli amici dei petrolieri, questo e quello, praticamente avevano inserito nella nuova Costituzione fatta da Boschi e quant'altro che c'era la clausola di supremazia, cioè praticamente il governo poteva passare sopra tutte le leggi speciali, regionali, tutta la gerarchia delle fonti, dicendo che era interesse nazionale. E chi lo stabilisce? Il governo. Cos'è? Aspetta, uniformità economica. Quelli sono poveri, quelli sono ricchi, allora via. E poi c'era un'altra clausola ancora, interesse nazionale, avevo detto, quindi passavano sopra a tutta la Costituzione. Per fortuna, ma per caso, penso io, non è passata. Attenzione che nel 2000, dunque la devoluzione delle autonomie regionali chiesta nel 2017 poteva essere fatta dal 2001 senza attendere il referendum, questo ve l'ho detto. Attenzione che ci sono, allora qua mi sono dimenticato, forse l'ho scritto dopo, che anche la devolution del 2006 cancellava competenze delle regioni. E quello la sponsorizzava la Lega. Esistono anche una legge speciale per Venezia, per cui in Laguna non si può fare, non si può fare certe cose, ci sono le città metropolitane e la cancellazione delle province è stata illegale perché ha cancellato il voto popolare che è protetto da una norma internazionale sull'autogoverno degli enti locali. Prendetevela così perché tanto ormai sono passati anni. Attenzione! Nel codice civile noi abbiamo le preleggi che ti dicono quali sono le fonti del diritto. Cioè, avete visto tutta la pila di roba. Questa delle preleggi è molto precedente, addirittura precedente alla Costituzione, però è tuttora legge. Però fa una sintesi suprema su tutto quella pappardella e ti dice che sono fonti del diritto, quindi valgono come leggi, le leggi. I regolamenti, però i regolamenti sono quelli che fanno i ministeri, le autorità che fanno dei regolamenti, quindi sono disciplinati da leggi. C'erano le norme corporative, tanto è vecchia sta roba, ma sono state eliminate le corporazioni e oggi abbiamo i sindacati, scusa che ho sbagliato, e poi abbiamo gli usi. Gli usi, che sembrano delle cose come le consuetudini, in realtà sono... Allora, la dimensione del campo di terra, un campo non è un'unità di misura ufficiale, c'è l'ettaro e c'è il metro quadro, no? Il campo invece è una misura storica. A Padova un ettaro sono 3 campi e mezzo. A Treviso, non so se qualcuno qui ne sa meglio di me, sono 3 campi. 2. Cioè la dimensione del campo è molto diversa fra provincia e provincia. Quindi questi sono degli usi che sono scritti e depositati nelle camere di commercio. Le camere di commercio hanno gli usi, ma stiamo parlando di cose così, che sono unità di misure tradizionali, che sono consumo dell'acqua, non è che è un precedente. Quindi, articolo 2 delle preleggi. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti di governo avente forza di legge, che sarebbero i decreti legge, sono disciplinate da legge di carattere costituzionale. Capite? Il governo, ma anche il Parlamento, può fare le leggi ed emanarle, e anche il governo, ma come è disciplinato da leggi di carattere costituzionale, quindi secondo Costituzione. Le preleggi, articolo 3, il potere regolamentare del governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità, per esempio il garante per la privacy, per esempio i ministeri, per esempio le regioni,
è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari. Perché stiamo vedendo sta roba qua? Perché stringe sempre di più. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Quando uno mi viene a dire che, gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati, si presumono esistenti fino a prova contraria. Vediamo se... Quindi, usi e consuetudini sono al fondo della gerarchia. Noi abbiamo leggi internazionali, Costituzione, regioni, province, comuni, usi. La finzione giuridica e ogni altra cosa vale solo se è compatibile a questa montagna infinita di leggi. Capite? Chi crede che la finzione giuridica sia un discorso del nostro diritto, scusate, ma non sa proprio nulla. O è un truffatore o è un cretino. Adesso vediamo una legge per me molto importante, internazionale, ratificata dall'Italia. Poi ve ne faccio vedere un'altra e a quel punto secondo me la serata è finita. Di questa legge, che è importantissima, leggetevela prima della Costituzione, perché questa, essendo legge ratificata, è legge. La Costituzione è una legge inferiore nella gerarchia delle fonti. Questo patto internazionale sui diritti civili e politici è stato fatto dall'ONU nel 66, è entrato in vigore nel diritto internazionale nel 76 perché lo stesso patto dice, i trattati internazionali sono fatti così, quando avranno firmato 5 persone, 5 stati, entra in vigore, per cui è entrato in vigore nel 76, ma l'Italia con molta calma ha fatto la ratifica e l'ordine di esecuzione, che vuol dire è legge, nel ottobre 77, un anno e mezzo dopo. Perché sai, quando c'è da tutelare i diritti c'è molta calma, quando c'è da riscuotere i soldi c'è molta fretta, per cui noi in Italia abbiamo un diritto civile lentissimo e un diritto finanziario illegale, che si chiamano commissioni tributarie, abolite dalla Costituzione, rapidissime. Se devi dei soldi te li vengono a prendere in 3 giorni, se devi avere i tuoi diritti 5-6 anni? 20? Mai? Allora, il patto internazionale sui diritti civili, se potete, scaricatevelo, leggetelo, imparatelo a memoria, come l'Ave Maria. Perché? Perché ci sono i diritti individuali, il diritto di sposarsi con chi vuoi, il diritto di non essere sposato con qualcuno che ti ha deciso, essere processati solo per una legge che era in vigore prima del fatto commesso, avere un giudice imparziale e indipendente, c'è il diritto a non essere, c'è il diritto di vivere non nella paura, di essere liberi dalla paura. Pensate che bello, un diritto liberi dalla paura. Quindi il nostro governo sta decisamente violando questo diritto. Ma guardate, io adesso perché vi ho fatto adesso con la legge, con la Costituzione, l'articolo 10 della Costituzione ratificato, qui c'è la nostra porta di libertà che vi mostra nel contempo che noi abbiamo un governo eversivo, attentatore della Costituzione, in particolare dei diritti umani, articolo 2. Questi sono diritti civili e politici, cioè sono i diritti umani. Articolo 7, vi leggo questo proprio. Nessuno, vi ripeto, il patto internazionale è lungo, ci vuole 3 giorni a studiarlo tutto e a capirlo, però questo è un articoletto che è capitato fuori una serata di presentazione, che me l'ho dimenticato perché io questo qui l'ho letto nel 96 la prima volta, sto patto. Nessuno può essere sottoposto. Volete fare un piccolo video che lo mandate in giro, facciamo un po' di spamming. Allora, nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli. Ecco, la legge contro la tortura e i trattamenti crudeli l'Italia l'ha fatta molto da poco, cioè pochissimo, qualche anno credo. Trattamenti disumani o degradanti, in particolare nessuno può essere sottoposto senza il suo libero consenso ad un esperimento medico o scientifico.
Tradotto, senza il suo libero consenso, nessuno può essere sottoposto ad un esperimento medico-scientifico. No, si è dato il consenso allora. Ma quindi può esserci un obbligo vaccinale a sottoporsi a un vaccino sperimentale? Quindi quello che ha fatto il governo Draghi e il Parlamento è eversivo. Violazione dell'articolo 2 della Costituzione. Stiamo parlando che gli ultimi che hanno fatto queste robe qua erano i nazisti nei campi di concentramento. Capite? Questo patto internazionale è la nostra finestra di libertà. Se questi vanno avanti, noi li possiamo arrestare. Dobbiamo prima chiedere alla magistratura, che non fa niente. Forse dovremmo arrestare anche la magistratura. Possiamo chiedere ai carabinieri di andarseli a prendere. Alla fine potremmo anche andarceli a prendere. Questo sarebbe nostro diritto. Cioè, è legge. Allora, o la legge vale per tutti, anche per il governo, Stato di diritto, Costituzione, oppure non vale per nessuno. Se voi avete ricevuto la notifica di avvio del procedimento per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, potete andare sul sito www.repubblica.info e c'è compilato il modulo con i vostri nomi, i vostri dati, e vi arriva in email il ricorso pronto da spedire, già con gli destinatari, da spedire in PEC ai vari enti, dove viene citato anche questo e anche altro. E ve lo leggete con calma se avete voglia. E io l'ho mandato via, non mi hanno più scritto. Perché nessuno può essere punito se non in virtù di una legge entrata in vigore, ma nessuno può essere punito per l'esercizio di un proprio diritto. Siccome è mio diritto non sottopormi a un esperimento medico e non do il consenso, non posso essere punito. Non è una multa valida. Capito? Violazione della Costituzione. Allora, sintesi. Nella legge italiana la sovranità individuale è molto limitata. Il governo abusa delle leggi aggirandole, i diritti umani sono schiacciati dalle emergenze. Non esistono autodeterminazioni individuali possibili. Perché? Perché l'articolo 5, perché le leggi internazionali, perché UCC, ammiragliato e quant'altro non sono ratificate. Se volete che andiamo avanti con questa storia dell'autodeterminazione individuale, facciamoci delle domande. Dato che per valere in Italia le leggi internazionali o straniere devono essere ratificate ai sensi dell'articolo 72-80 della Costituzione, dove sono le ratifiche di UCC e ammiragliato? Non ci sono. Ma allora vi spiego che cos'è UCC. UCC non è manco una legge, è una bozza di quello che noi chiamiamo codice civile. Il nostro codice civile comprende anche il codice di commercio. Okay? Questo UCC è stato proposto ai vari stati e pensate che nemmeno tutti gli Stati Uniti hanno aderito. Ci sono delle tipo Porto Rico o altri che non hanno neanche aderito a UCC, Uniform Commercial Code. E c'è chi dice che UCC vale anche in Italia. Dov'è la ratifica? E il nostro codice civile allora che cos'è? Non serve a niente? La Costituzione non dice niente? Articolo 72-80? Cioè chi parla di autodeterminazione individuale e vi tira fuori UCC o non sa di cosa sta parlando o vi sta prendendo in giro per truffarvi. Ammiragliato, stessa cosa. Non esiste una ratifica. Quindi, domande che sbugiardano. Dove sono le ratifiche? Non ci sono. No. In quale legge o provvedimento italiano ratificato viene stabilito che la registrazione in minuscolo nel certificato di nascita, le conoscete queste cose qua, no? In quale legge o provvedimento italiano ratificato viene stabilito che la registrazione in maiuscolo nel certificato di nascita o la registrazione nella forma di cognome e nome, prima il cognome, insomma, crea una finzione giuridica o un uomo di paglia? Perché non è vero il contrario, e cioè che se ti scrivono nome e cognome ci crea la finzione giuridica? Il Centro dei diritti umani dell'Università di Padova, Università degli Studi, no? È un centro di studio sui diritti umani. Studiano e non si accorgono che in Veneto succedono cose terribili.
Loro hanno sul loro sito tutte le leggi più importanti, compreso il patto internazionale, ma hanno anche questa roba qui, la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, 1956, che è stata adottata nel 1956, entrata in vigore nel 1957, fatta dall'ONU, adottato a parte la firma, entrata in vigore internazionale, stato delle ratifiche, eccolo qua, autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia, legge 20 dicembre 1957, hanno fatto anche presto. Bene, cosa dice? Vi insegno una cosa. I trattati internazionali non sono come le leggi italiane che sono fatte a spaghetti ermetici che tu devi capire dove vogliono andare a parare. No, lì ti dicono, nelle leggi internazionali anche dell'Europa, ti dicono il preambolo o si chiama, scusami, il considerato ti mettono le motivazioni. Però il preambolo e il considerato non sono leggi a meno che non ci sia scritto sotto. Quindi qua c'è scritto che gli stati, considerando, discutendo, bla 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 bla, a noi non ci interessa perché non è legge. O meglio, ci interessa così come studio, ma non è legge. E dice, istituzione, pratica analoga alla schiavitù. Ogni Stato parte del presente convenzione prende in via amministrativa o altrimenti, cioè in altro modo, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono delle istituzioni e delle pratiche seguenti laddove sussistano sia o non siano rientrate nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra. Praticamente la schiavitù per debiti, ossia lo Stato o la condizione di chi, essendo debitore, sia obbligato a fornire a garanzia di un debito i suoi servizi a quella persona soggetta, eccetera. Il servaggio come servitù della gleba, ogni istituzione o pratica secondo la quale una donna a cui spetti il diritto di sottrarsi sia promessa o data in matrimonio, il matrimonio, il marito di una donna, una famiglia, eccetera. Insomma, questa convenzione vieta la riduzione in schiavitù, il trasporto, il commercio, la riduzione in servitù, che è quello stato per cui tu legalmente non sei schiavo, ma lo sei di fatto. Questa convenzione vieta totalmente la riduzione in schiavitù. Ma a parte che in Costituzione ci sono i diritti umani, a parte che nel codice penale c'è la riduzione in schiavitù, è un reato grave, no? Quando trovano queste ragazzine che vengono portate via dai loro paesi di origine e ridotte a fare le schiavi del sesso, giusto? Ecco, è una cosa molto brutta, no? Perché forse non lo sapete, ma quelle ragazzine là gli dicono: se tu torni a casa noi ti ammazziamo i parenti. Quindi non è che possono neanche ribellarsi. E tutta questa roba qui vieta la schiavitù. Ora voi mi potete spiegare con quale criterio, raziocinio, conoscenza uno ti viene a dire che se viene scritto in minuscolo o no, cognome e nome all'anagrafe diventi schiavo? Cioè, io non lo capisco, non penso che sia proprio una cazzata, penso che sia proprio una stupidaggine totale, di un'ignoranza bieca. Che tre modi? Facciamo dopo le domande. Allora, torniamo, ma anche fossero 55 modi, uno solo di quei modi può ridurti in schiavitù? No, è vietato dalla legge. Anche fossero 3000 modi, uno solo di quei modi può ridurti in schiavitù? No, è vietato dalla legge, da una legge ratificata, dal codice penale. Non si può accettare semplicemente che è una stupidaggine? Non lo so, allora, scusa, non lo so. Ma la schiavitù è uno stato, una condizione giuridica, giusto? È scritta lì cosa è una schiavitù, giusto? Poi se tu mi stai dicendo che siamo in uno stato, non so, apparentabile alla merda, ok?
Allora, d'accordo, sì, ma è una condizione di fatto, non di diritto. Ok, allora la condizione... Io sto parlando di diritto. Però se tu mi dici che di fatto siamo così, è un discorso. Se tu mi dici che legalmente siamo così, allora no. Se tu mi dici che legalmente tu fai la determinazione e ti liberi, è una cazzata. Perché legalmente non è così. Sarà di fatto, ma non di legge. Come vuoi tu, ma non è attraverso quella... Non è attraverso la dichiarazione di fede in una legge divina scritta con gli inchiostri di colori differenziati che diventerai liberi, perché è semplicemente una cosa da adepti di una setta, non di diritto. Il diritto non è questo il diritto. Il diritto è Costituzione, leggi, sistema, leggi internazionali. Se vuoi la tua libertà la devi trovare nelle fonti del diritto, se no stai facendo una pratica religiosa che non ha nessun valore legale. E se poi ti trovi, come la Barbara Banco, con il bar murato, 28.000 euro di danni, di multe. La Barbara Banco è una che trovate su internet a Borgo Valsugana. Io ho cercato di farla desistere, ma purtroppo quando uno ha la fede, la fede. Cioè, anche gli islamici si fanno sparare con la bomba, convinti, alcuni islamici, convinti di avere non so quante vergini per loro nel paradiso. Ma non è una questione di legge, di giustizia, di diritto, è una questione di fede che non condivido ovviamente. Allora se uno dice perché no, ma tu, adesso ci arriviamo alla corporation, allora questa Barbara Banco ha detto no, tu sei l'agente della corporation, allora io non eseguo il tuo proposta di contratto, e si trova al bar chiuso, multe per 28.000 euro, 8 anni di carcere di imputazione. Barbara Banco a Borgo Valsugana. È una delle tante disgraziate che è finita male per aver creduto a queste cose. Adesso se voi andate sul mio sito www.palmerini.net trovate diversi post sull'argomento dell'autodeterminazione individuale, dove parlo per esempio della gerarchia delle fonti in maniera sintetica, dove parlo per esempio della Italy Republic of, che non è altro che una società dello Stato italiano. Vi faccio vedere la visura esattamente come l'ENI, come altro, dove parlo di tante cose, anche della libertà della schiavitù, del diritto naturale. Comunque a breve dovrei uscire con un libro che affronta tutta questa cosa in maniera sistematica, anche con un metodo per affrontare la questione. Finiamo con le domande velocemente. In quale legge e provvedimento italiano ratificato viene stabilito che la registrazione in minuscolo o maiuscolo o alternato, come volete, o la registrazione in forma di cognome e nome crea una finzione giuridica o un uomo di paglia? È ovvio che non è possibile che esista una legge, perché non sarebbe compatibile con l'ordinamento, con la Costituzione, con l'abolizione della schiavitù, con i diritti umani, come dobbiamo dirlo? Perché non è vero il contrario, che scrivere nome e cognome... Allora, c'è una famiglia, una coppia, che è andata in comune a registrare la bambina. Ha detto no, tu devi scrivere nome e cognome in alternato. No, ma qua l'ufficiale, ve la faccio brevissima, l'ufficiale dell'anagrafe è uno che ha fatto un corso e viene scelto dal comune e sa di cosa deve fare, perché è una cosa molto delicata. E lui può fare solo due cose: o scrivere cognome e nome, dove è nata, quando è il sesso della bambina, e non può aggiungere niente altro, dice la legge, non può aggiungere niente altro, oppure deve fare per tutto il resto il foglio B. Nel foglio B sono i fogli che poi vanno in procura. Perché se per esempio un bambino è stato trovato deve metterlo sul foglio B, perché magari è stato rubato, non si sa, eccetera, eccetera. Quindi cosa ha fatto sto disgraziato di funzionario? Ha scritto sul foglio B, ha mandato in procura e la procura ha scritto indietro ordinando all'ufficiale di scrivere cognome e nome. Quei genitori lì non hanno ottenuto null'altro che, se domani avranno un problema con i figli, i servizi sociali glielo portano via, perché gli dico: tu sei coglione da quando sei nato tuo figlio o tua figlia, guarda qui cosa hai scritto. Perché non è assolutamente compatibile con l'ordinamento giudiziario, o l'ordinamento giuridico dello Stato, che ci sia in qualunque forma una riduzione in schiavitù. È negata questa possibilità. Dato che la schiavitù e le servitù sono vietate dalla Convenzione specifica internazionale ratificata dall'Italia, è possibile in Italia una forma legalizzata di servitù e schiavitù? Ovvio che no. Dato che la riduzione di servitù o schiavitù sono reato grave, come può esserci una forma di schiavitù o servitù in qualche modo legalizzata? Cioè, se esistesse davvero questa forma, basterebbe denunciarli per riduzione di schiavitù.
Chi è il proprietario della Italy Republic of, che è una società registrata alla SEC? Se andate a vedere nel mio sito trovate la visura camerale, il proprietario del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano. La Italy Republic of la possiamo anche trovare, c'è comunque sul mio sito. Gli stati, come vi ho detto subito, possono fare delle attività private. Se vi ricordate, negli anni 70-80 avevamo una montagna di banche statali, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Roma, tutti falliti dalle ruberie dello Stato, dei governanti. Adesso abbiamo ancora il Monte di Paschi. Il Monte di Paschi è privato, però continuano a metterci soldi statali nostri. Bene. Abbiamo un sacco di aziende ancora molto grandi come Stato italiano. Abbiamo l'ENI, che è un colosso internazionale del petrolio. Sì, ma no, però l'ENI, se deve andare in Russia a estrarre il petrolio oppure nel Maghreb o dovunque altro, cosa fa? Deve rispettare la legislazione locale, quindi deve costituire una società per l'estrazione del petrolio che dovrà avere le concessioni del governo nel rispettivo Stato. Benissimo. Se tu vuoi chiedere in prestito dei soldi, ciascuno di noi cosa fa? O va in banca o va da una finanziaria internazionale, oppure se sei una società puoi chiedere soldi al mercato, in prestito o come vendita di azioni. Lo Stato italiano, per indebitarsi, cosa fa? Va nelle varie borse e dice: io vendo dei debiti, cioè fra 5 anni vi restituisco i soldi con tot interessi, in più, in meno, ci sono varie forme. E allora praticamente va lì e dice: vendo 8 miliardi, scadenza 2023, tasso 7%, e la gente li compra perché sa che ha un interesse, ok? Bene, per fare questa operazione lo Stato deve creare delle società che operano nelle 5 giurisdizioni, delle banche, degli istituti di qualche tipo. Negli Stati Uniti d'America si crea una società che viene registrata alla Security Exchange Commission, cioè la nostra Consob, e lì, se tu vai a vedere, c'è scritto Italy Republic of, che poi sarebbe Republic of Italy, proprietario la Repubblica Italiana, amministratore uno di Londra, perché hanno messo un amministratore di Londra. E se tu vai a vedere gli atti, sono esattamente vendita di debito pubblico. Fra l'altro, la Italy Republic of esiste dal 2002. Questi della autodeterminazione individuale dicono che la Italy Republic of esiste dal 1934. Ma come? Non c'era neanche la Repubblica del 1934, era del 1946. La Repubblica è del 1946, la Costituzione del 1948. Infatti non sono neanche stati capaci di leggere che è stata creata secondo la legislazione del 1934, ma nel 2002. E basta andare a vedere lo statuto della Italy Republic of e si vanno a vedere gli atti e c'è scritto tutto chiaramente. Cioè, è da pazzi pensare che quella roba lì sia la Repubblica Italiana, e sono convinto, sicuro limone, che a Francoforte, Londra, Shanghai ci saranno tante altrettante società dello Stato italiano che fanno lo stesso lavoro. Ma poi bisogna verificare. Allora, frase classica: tutti gli stati sono corporation. Quando l'ho letto la prima volta nel 2014, ho detto: adesso ho capito tutto. Ho pensato anch'io, adesso ho capito tutto. Ho capito perché c'è lo Stato mafia, eccetera, che questi non sono stati. Però io ho fatto la prima cosa che ho fatto è questa. Sono andato a vedere se alla SEC esistono tutti gli stati. Se tutti gli stati sono delle corporation, ci saranno tutti. Invece no. C'è la Repubblica delle Banane Italy, c'è la Repubblica delle Banane Venezuela, c'è la Repubblica di qualche altra banana. Gli altri stati, tipo il Giappone, hanno usato la International Monetary Fund of Japan, cioè un nome completamente diverso, ma sono tutte società dei singoli stati che servono per collocare debito pubblico, cioè venderlo, cioè farsi prestare i soldi, se non lo capite. È tutto qua, basta verificare. Ok, l'approvazione della Costituzione l'abbiamo vista, la Repubblica è inviolabile, vabbè, io sono qua indietro, sono finito indietro perché non lo so. Io avrei anche finito se volete fare domande. Se mi permettete un minuto prima delle domande, vi do anche qualcosa di buono a tornare a casa. Questo era il Lombardo Veneto,
uno Stato esistente dal 15 al 66, noi possiamo tornare a questo Stato e mandare via il governo italiano in virtù del fatto che non hanno fatto votare tutta questa parte, il 60% della popolazione, e qui hanno votato i soldati italiani. Volete sapere dove ho trovato la prova? Nella Gazzetta Ufficiale. Sul piano Z, con 400 patrioti che mettono 1.000 euro possiamo liberarci, ce ne servono 300 ormai. 1.000 euro a testa. Avanti con le domande. Domande? Mi scusi, parlando di moneta, mi potrebbe spiegare cos'è la moneta scritturale, per cortesia? Sì, non sarebbe, è un tema abbastanza complicato che adesso spiegare in 2 parole non è semplice. Comunque, diciamo che di fatto la banca, quando tu porti 100, la spiego molto banalmente, non proprio tecnica, quando ognuno di noi porta 100 euro e non ci poniamo il problema di dove arrivano quei 100 euro, chi li ha stampati e tutto, io do 100 euro alla banca. La banca dice di tenere i soldi in cassa, in realtà non lo fa. Se ne tiene una frazione che si chiama riserva frazionaria, che viene gestita a livello globale dai banchieri. E quindi cosa succede? Che se la banca deve tenersi soltanto 10 euro su 100, gli altri 90 li può prestare a tutti gli altri cretini che stanno al gioco. No? E quindi comincia a fare crediti su crediti su crediti e chiede un interesse. Quindi quella roba lì che è scritta sulla la moneta che viene così creata, perché l'interesse va ad aumentare i valori, però non esistono le banconote. Quindi c'è questa scrittura della banca che di fatto crea moneta. È una moneta. Allora, chi ha dato l'autorità alle banche di fare questa moneta scritturale? E purtroppo c'è anche la risposta che adesso a lei non piace, la Banca d'Italia. Il codice si chiama TUB, il testo unico bancario. Sul TUB c'è scritto chi può fare che cosa e c'è anche scritto che chi vuole fare una moneta elettronica o virtuale deve avere l'autorizzazione. Quindi state attenti a quelli che vi dicono che fanno una moneta locale senza avere l'autorizzazione. Quindi il problema è grosso perché questa montagna di debiti sono 2 cose contemporaneamente. Intanto sono qualcosa di sostanzialmente usuraio perché sono impagabili, da una parte. Dall'altra danno il potere alle banche di fare ciò che dovrebbe fare lo Stato, cioè creare denaro. Dall'altra ancora, il problema è che quella riserva frazionaria da una parte permette in momenti di crisi di lasciare che la moneta corra e dare soldi anche ai poveretti. Dall'altra c'è una roba a livello mondiale che è la BIC, la BIS, Bank for International Settlement, dove loro sono quelli che decidono le regole delle banche. Cioè è come se fosse una grande mafia. Se tu sei una banca che non fa parte di quella mafia, ti distruggono. Cosa fa la BIS? Fa i famosi, siccome sta a Basilea, fanno i famosi Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. Cosa fanno con Basilea 1, Basilea? Restringono la possibilità delle banche e quindi cosa hanno fatto a partire dagli anni 2000? Hanno cominciato a dire no, tu banca non devi più avere solo il 10, ma il 15 perché c'è la crisi di qua e di là. E allora le banche cosa hanno fatto? Sono andati agli imprenditori, devi restituirmi i soldi. Dove li tiro fuori? E così c'erano gli imprenditori che si trovavano con 2 o 3 banche che lo chiamavano e saltavano. E allora facevano così, e nel frattempo le banche compravano quella roba fallita attraverso una loro società. È chiaro cosa serve la moneta scritturale? Provo a fare una domanda un po'. Con rispetto all'autodeterminazione dei popoli, no personale, questi che si autodeterminano come popoli dicono che lo fanno perché non riconoscono in Italia uno Stato legale. Dicono che è uno Stato truffa l'Italia. Allora, su questo punto di vista loro si autodeterminano e non riconoscono lo Stato italiano. Questo è quello che dicono loro. Allora non lo so se... Allora, se vai a vedere nel mio sito palmerini.net, scoprirai che quello che hai sentito dire da questi movimenti sono cose che io dico da 23 anni. Perché io ti ringrazio della domanda, però mi sa che dovremmo fare una serata su questo. Adesso l'ho chiusa
Allora, nel 1971 il Parlamento ha fatto lo Statuto della Regione Veneto, quindi una legge costituzionale, e sappiamo che è di valore alto. E lì era previsto il diritto di autodeterminazione del popolo veneto. Nel 77 è entrato in vigore il Patto internazionale sui diritti civili, che parla di autodeterminazione dei popoli. Io insieme a altri due abbiamo iniziato l'autodeterminazione del popolo veneto, l'abbiamo portata in magistratura, mi sono preso le denunce, è stata riconosciuta legale, stiamo andando avanti, abbiamo già ottenuto che nel 2010 lo Stato italiano ha cancellato l'annessione del 1866 e dal 2012 però questa cosa non è più possibile, perché la Regione Veneto ha fatto una nuova legge dove dice che il popolo veneto fa parte della regione Veneto, cioè dell'Italia. Quella legge non vale niente, noi abbiamo fatto l'autodeterminazione prima. Quelli che parlano dell'autodeterminazione o ti stanno prendendo in giro perché non sanno di cosa parlano, perché l'autodeterminazione del 2012 legalmente non si può più fare, perché per essere un popolo tu devi avere un riconoscimento legale. Perché ti dico questo? Guardiamo la Catalogna. La Catalogna sono una regione autonoma, sono una minoranza linguistica, cioè hanno una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato, che è riconosciuta e tutelata, bilinguismo puro. Praticamente sono in una situazione come quella della provincia di Bolzano da noi, però non sono riconosciuti come una nazione, come un popolo. Quando hanno provato a mettere apposta nello Statuto della Catalogna, che erano una nazione, il governo è intervenuto, ha commissariato subito, ha bloccato tutto. Noi, per una serie di fattori storici, avevamo questo scritto che noi siamo il popolo veneto nello Statuto della Regione del 71. Quindi l'autodeterminazione si poteva fare, noi l'abbiamo fatta, la possiamo continuare, la stiamo continuando, fermo restando che comunque sono stato io nel 2007 a dimostrare con il libro La Repubblica mai nata e sul sito che l'Italia non ha mai avuto legalità sul Lombardo-Veneto, non sul Veneto. Il Veneto è una creazione artificiale dello Stato occupante, come il Friuli Venezia Giulia. La Lombardia invece era nata prima, l'hanno creata gli austriaci, ma non è mai corrisposta a un'identità. Il Lombardo-Veneto è uno Stato, c'è un trattato, adesso ve lo faccio vedere, e questo può essere l'oggetto di un'altra serata. C'è un trattato del 1866 che prevedeva proprio il diritto di voto. Eccolo qua, c'è tutta la storia, il trattato, eccolo qua, vedete nel trattato di Vienna c'era scritto che noi avevamo riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Però non è il tema della serata. L'autodeterminazione del popolo veneto e il ritorno al Lombardo-Veneto è possibile, lo stiamo facendo. Chi dice di essere in guerra non armato evidentemente o è un cretino o non sa di cosa parla. Chi dice di aver fatto l'autodeterminazione dopo il 2012 o è un cretino o non sa cosa sta parlando oppure ti sta prendendo in giro. E c'è tanta gente che sta raccogliendo soldi, ma sono soldi buttati via. Sul mio sito trovate spiegato perché questo percorso è legale, gli altri percorsi non lo sono. Allora, due domande. Una, diciamo che sto seguendo anche attraverso degli amici così, Valentina Fusco, che lei invece parla della politia. Ha accennato sulla riforma del catasto, su quello che si prevede che entro un anno, cioè ce l'ha messa brutta in pratica. E quello, se mi puoi fare uno spaccato di questo, e poi sulla moneta, cioè sui nostri risparmi, se dobbiamo essere un po', sì, sempre su quel che sta facendo il governo in pratica. Allora, io non sono e non ho mai detto di essere un veggente e neanche un consulente finanziario. Allora, per quanto riguarda la Fusco, ha grande confusione giuridica. Per esempio, lei, l'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo e non legge la seconda parte, nei limiti della Costituzione. La polidia è uno stato vietato dalle leggi. La polidia è quella condizione per cui tu che sei profugo o hai perso i documenti, non si sa, rifiuti la tua identità, non possiamo identificarti, allora sei privo di documenti e in quel caso scatta l'obbligo dello Stato di darti una
una tessera di identificazione di qualche tipo, la cittadinanza è un altro paio di maniche, però un permesso di soggiorno, una roba, è così, te la deve dare. Quindi il rinunciare, si può rinunciare alla cittadinanza, ma solo se ne hai un'altra. Solo se tu vai all'estero, ti iscrivi all'AIRE dopo 8 anni, secondo la legislazione dello Stato, dove vai, puoi rinunciare alla cittadinanza italiana. Facciamo un esempio, se tu vai in Svizzera, in Germania, mi pare che dopo 5 anni di residenza ti danno la cittadinanza se parli il tedesco. In Svizzera te la danno dopo 20, ok? Quindi dipende dalla legislazione, anche in San Marino, eccetera. Non puoi semplicemente rinunciare alla cittadinanza e comunque se sei residente in Italia, se vivi in Italia, anche se tu non hai la residenza in Italia, devi pagare le tasse in Italia. Cioè lo Stato italiano a quelli che si fanno la residenza estera e poi vivono in Italia, gli dice che fa la residenza fittizia e deve pagare, fa l'elusione fiscale perché gli affetti ce li ha in Italia, quindi ti paga. Avete visto anche, c'era perfino Pavarotti, c'era Rossi, quindi questa idea che tu rinunci alla cittadinanza e dopo non paghi le tasse è veramente mandare la gente a farsi male. Per quanto riguarda la questione finanziaria, non sono un consulente finanziario, personalmente posso dirti che sto cercando di differenziare quel poco che ho, un po' di immobili, un po' qualche piccolo sfizio per la famiglia, beni durevoli, magari cose per l'energia autoprodotta, e non farei le scorte alimentari di quintali di roba perché tanto se viene proprio la catastrofe ti vengono a rubare anche in casa. E qualcosa di immobili, differenziare, qualcosa di oro messo al sicuro, però bisogna avere la cassetta della banca con l'assicurazione che in caso di furto ti risarciscono. È un po', perfino le cripto in una certa misura nel momento giusto, adesso non lo so, possono essere una... Però è molto difficile, io non sono veggente, non so cosa succederà, può darsi anche che si risolva tutto in pochi mesi, perché io segnali positivi ne vedo, non è finita. C'è qualcuno che dice che per settembre è finito tutto. Sto aspettando di chiamarli i primi di ottobre. Sì. Scusi, riguardo la rappresentanza del popolo, cioè il discorso dei partiti e del quorum, eccetera, non sono in realtà illegali? Sì, il quorum, il partito deve avere un quorum per essere eletto, tutte quelle robe lì. Allora, la domanda tua andrebbe chiarita su vari aspetti. Sostanzialmente la risposta è che dipende dalla legge dello Stato. Cioè ci sono dei referendum che non prevedono il quorum, dei referendum che prevedono il quorum. In realtà però non esiste il quorum sulle elezioni politiche. Cioè, questa la spiego come curiosità. Se siamo in 10 che devono votare e ci sono il partito bianco, il rosso e il blu, ok? Andiamo tutti e 10 a votare, anzi 9, così faccio i conti giusti, 3 rosso, 3 bianco, 3 blu, e l'altro sta a casa. Cosa succede? Che se ci sono 10 seggi, o anzi no, facciamo che ci sono 3 seggi, con questi risultati avremo un bianco, un rosso e un blu eletto. Se quello blu, i blu non vanno a votare, avremo 50 dei posti bianco e 50 dei posti rosso. Cioè, se la gente non va a votare, i posti in Parlamento si riempiono ugualmente. Non votare significa che chi va a votare conta di più. Per cui quando la gente si rompe le balle succede che, e non va a votare, succede che le minoranze che vanno a votare, quelle che possono essere nuove ma anche vecchie, ottengono un risultato eclatante. Ma non è reale. Per vedere quanto conta un partito bisogna guardare il numero dei voti. I partiti attuali continuano ad andare giù come numero di voti. Cioè hanno sempre meno rappresentanza, però il sistema elettorale è fatto in modo che prendono 3/4 del Parlamento e contano il 2 di coppe. Ancora, come si fa a fregarli? Bisogna andare a votare un partito nuovo. Cambiare finché troveremo quello giusto. Non andare a votare significa lasciare che decidano gli altri, quelli che vanno a votare. Quindi il quorum non c'è nelle elezioni politiche, c'è in alcune situazioni tipo al comune, possono essere, in alcuni referendum, ma dipende dalle leggi. In Svizzera si fa un referendum sulla base della richiesta popolare e anche se va a votare il 10% è valido. Quindi io ho conosciuto una ragazza che nel suo comune voleva fare la pista ciclabile, ha tirato su 30 firme, si è fatto il referendum per il comune, hanno votato in 200 e si è fatta la strada. Cioè, democrazia diretta.
Da un punto di vista pratico, col discorso della schiavitù, uno potrebbe impugnare il discorso della vaccinazione dicendo il mio datore di lavoro ha tentato di indurmi in schiavitù, nel senso che se io non posso lavorare, non posso mangiare e devo cedere questa cosa, cioè uno può scrivere no, mi state minacciando di schiavitù, cioè state incorrendo in un reato. Allora, la schiavitù è quella condizione per cui tu sei proprietà di qualcun altro. Quindi non è che puoi startene a casa o trovarti un altro lavoro. Se sei schiavo, qualcuno ti dice di fare una cosa, tu la fai e non vieni pagato e punto. La riduzione in servitù è quando non c'è questa forma legale pubblica, ma sei nella stessa condizione. La situazione di uno che viene privato del lavoro, dei diritti fondamentali, sono danni, si chiamano danni patrimoniali, danni civili, danni morali, e c'è chi sta facendo le cause in questo senso e c'è anche chi sta avendo risultato, pochi, molto pochi, la magistratura, parliamo di cesso, però c'è qualcosa che si sta muovendo, per cui qualche segnale positivo c'è. Proprio l'altro giorno la Holzhausen, come si chiama, ha dichiarato che è venuta fuori una sentenza stratosferica, bellissima, fantastica, la spiega sul suo Telegram, quindi troverai tutti i documenti. Se tu hai un problema di questo genere ti do quello come riferimento, perché io non sono avvocato. La Holzhausen, che però sarà piena di lavoro così, ci sono diversi avvocati che stanno facendo questa lotta così, però è francamente eccessivo parlare di schiavitù. Schiavitù è quella ragazzina che viene costretta a fare la prostituta e neanche pagata. No, non credo che esista il reato. Siccome nessuno può essere punito se non in virtù di un fatto previsto dalla legge prima che il fatto sia compiuto, non credo che esista il tentativo di riduzione. C'è il reato di riduzione, quello sì. C'è il danno patrimoniale, c'è la violazione dei diritti umani, ci sono tante altre fattispecie di legge che ti permettono di tutelarti, ma non sotto l'idea di schiavitù, perché non lo è, perché tu puoi prenderti le tue valigie e andartene all'estero su un paese migliore, non sei schiava che devi star qua. Fra le varie possibilità si può prendere la valigia e andare via, non siamo schiavi, e guardate che se andate via il debito pubblico non vi segue. Non è vero che veniamo messi alla nascita, registrati all'anagrafe perché così noi garantiamo il debito pubblico. Allora se uno va via si porta via il debito pubblico? No, il debito pubblico resta uguale, anche se c'è 1 milione in più, 1 milione in meno di cittadini. Quindi se tu te ne vai, sei lì, guarda, ci sono bei paesi dove andare, il sud dell'Olanda perché al nord c'è una secessione in corso degli agricoltori, puoi andare in Florida se hai il visa eccetera, Spagna e Portogallo si sono rotti abbastanza e sembra che si stia abbastanza bene, ci sono dei posti dove, Croazia molto comoda, hanno preso distanze su tutto, è 1 anno e mezzo che non ci sono le mascherine, ci sono dei posti, noi siamo, allora il problema è che a voi manca la parte A della storia. Quella che state vedendo è la parte B, ma forse anche la C o la D. La parte A è iniziata nel 2017 quando con il decreto Lorenzin hanno messo i vaccini obbligatori a tutti i bambini. Perché lì passava il principio dell'obbligo vaccinale, che poi non è vero, perché io ho dovuto prendere mio figlio, l'ho portato in una scuola privata al 3° anno, che gli è andata di lusso fra l'altro, e il vaccino non li ha fatti, punto. Perché non era un obbligo. La legge Lorenzin impone l'obbligo per chi va alla scuola statale o parificata o finanziata dallo Stato. Se tu te lo tieni a casa, fai l'homeschooling e lo porti alla scuola privata, non esiste obbligo vaccinale. Perché? Articolo 7, patto internazionale, nessuno può essere sottoposto, Convenzione di Oviedo, nessuno può essere sottoposto. Quindi lì, con l'emergenza fasulla del morbillo, perché era totalmente fasulla, hanno fatto passare tutta una serie di meccanismi che poi hanno ripetuto, e allora noi siamo dentro la poesia di quel tedesco che diceva, che adesso non mi ricordo qual era il nome, che diceva parlava del nazismo, sono venuti a prendere i sindacalisti, io non ho detto niente perché non ero sindacalista, sono venuti a prendere gli zingari, non ho detto niente perché non ero zingaro, sono venuti a prendere bla bla bla, adesso sono venuti a prendere me, non c'è più nessuno che mi difende. E quindi quando è passato il principio della Lorenzin e poi dei sanitari, lì noi non abbiamo combattuto. Beh, io sì, però... Ok, altre domande? Però attinenti all'argomento, sennò...
Non mi ricordo il nome di questa persona, però tra le voci, diciamo, che girano in OPPT e simili, si parla di questa donna che nel 2012 è riuscita a smascherare tutto il sistema degli stati fantoccio e in qualche modo ha fatto crollare tutto e poi l'hanno... Come si chiama? Anton Teacherap? Boh, mi ricordo un'altra roba. Sì, esatto, ha origini... sì. Puoi dire due parole di chi è questa ragazza, questa donna, cosa ha fatto? Allora, questa signora, la Tucci, che poi si firma nei documenti, vabbè, con le sue sigla, è un'americana e viene fuori questa storia che tutti gli stati sono corporation e che lei, avendo usato UCC, mette in fallimento queste corporation, per cui siamo tutti liberi, eccetera. E io ho approfondito, ecco qua, guarda, sono andato a approfondire proprio la bufala dell'autodeterminazione individuale, qui cognome e nome, eccetera, UCC ammiragliato, vediamo, questa qui, lo screenshot, qua l'immagine, che vedete, niente, è la visura camerale che comunque trovate forse sul sito, su un'altra... Vabbè, morale della favola, questa Tucci attualmente è in galera in America, perché a un certo punto, dopo essersi fatta una villa vendendo queste teorie così, è finita davanti al giudice, ma è 2017 comunque, 2017-18, e allora davanti al giudice gli ha detto io non accetto la tua giurisdizione perché tu sei un dipendente della corporation degli Stati Uniti e quindi non accetto la tua proposta di contratto. Allora il giudice si rivolge al marito lì presente e gli dice ma scusi, ma sua moglie ha disturbi psichiatrici? No, no, no. Usa alcol? Cosa? No, no, no. Ma cosa sta dicendo? Guardi, gli dice il marito, io non so più come fare, non so più come spiegarlo ai miei figli. Allora il giudice dice, va bene, quindi lei è sana di mente e tutto, eh? Ok, l'hanno condannato alla prigione per evasione fiscale e quant'altro. Perché se si faceva dichiarare matta, magari dopo qualche mese usciva anche. Quindi non so quale dimostrazione serva. A Verona c'è un altro che si chiama Castellucci. Io a sto punto farei parlare, se me lo permetti, Francesca, Andrea. Dov'è Andrea? Eccolo là. Andrea è una persona che ho conosciuto su internet e che ti può testimoniare, magari parla di Castellucci, Castellani, ecco, di gente che si è infilata in questa teoria bufala e che non è fondata su niente dal punto di vista del diritto, ma neanche all'interno degli Stati Uniti non è fondata. Ti posso dire che la bufala o PPT della signora Tucci, eccetera, è precedente. C'era già tutta una corrente di pensiero che è quella per cui lo Stato non mi deve rompere le scatole, io mi armo, mi faccio una moneta, non ti pago le tasse, sono padrone a casa mia. È una corrente filosofica, anche religiosa se vuoi, ma non che corrisponda alle leggi, tanto più nel nostro sistema dove c'è la Costituzione e tutto il resto. Cioè, se volete mettervi contro le leggi dello Stato, che non è una corporation, adesso lui, finché parla lui, ti faccio la visura camerale della Italy Republic of, così vediamo subito che non è lo Stato italiano. Lui adesso ti racconta, lui è venuto stasera, è la prima volta che lo vedo, ci siamo scritti su Telegram e tutto, e ha a che fare molto con gente degli autodeterminati e si è scontrato con questo loro atteggiamento quasi fideistico di non voler vedere le cose e ti racconta di questo Castellani che è in prigione anche lui. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea e vengo da Ferrara e diciamo che ho conosciuto molti autodeterminati, soprattutto nel campo della legale rappresentanza, quindi non so se conoscete, sovranità individuale, eccetera. Adesso sento anche della polidia, della Fusco, comunque vabbè. Ho diversi amici che hanno fatto le procedure e i documenti così e alcuni di questi si sono poi ritrovati un po' nei casini. C'è chi ha mantenuto un profilo basso e quindi magari ha i documenti ma li tiene nel cassetto, continua a usare i documenti dello Stato, o carta d'identità o passaporto eccetera. O alcuni che hanno comunque dei procedimenti penali in corso perché si sono presentati in tribunale dichiarandosi esseri umani, non vi riconosco di qua, non vi riconosco di là, eccetera, eccetera. E mi ricordo il caso di Andrea Castellani, qualcuno di voi sicuramente lo conoscerà. Adesso io
su Castellani ne ho sentite di ogni, dal fatto che incitava a non pagare le tasse o comunque si usava la moneta scritturale per pagare il debito pubblico italiano, eccetera, ma Castellani c'è un'udienza in tribunale dove lui si appellava appunto alle leggi dell'ammiragliato dell'UCC dicendo che il giudice non aveva giurisdizione, non lo riconosceva e aveva chiuso senza pregiudizio. Adesso ci sono delle frasi tipiche che usano questi personaggi dell'autodeterminazione per come dire, scartare e niente, quindi attualmente Castellani risulta in prigione. Poi ci sono diversi personaggi anche più recenti dell'ultimo periodo, da 2 anni e mezzo a questa parte con le normative Covid, non faccio nomi, ma comunque molti di voi forse li avranno visti alcuni video, che hanno dei procedimenti penali in corso abbastanza pesanti, c'è chi ne ha più di uno, anche una quarantina, e bisognerà vedere come va a finire. Io ho un'amica che ad esempio si è ricreduta, ha avuto l'umiltà di dire io tornassi indietro non lo rifarei, e oggi sta consigliando alle persone che chiedono di non fare lo stesso percorso. Io ho seguito molto, ho creduto per un periodo alla narrazione della sovranità, ho seguito delle conferenze, ho speso un po' di soldi così, ho avuto comunque diciamo l'accortezza di non fare procedure di documenti, quindi non ho speso gran soldi, perché ci sono anche personaggi che chiedono dai 3.500 ai 5.000 euro per farsi i documenti, poi si incasinano di più, entrano in una sorta di tunnel dove vanno chiaramente a scontrarsi, a lottare, a farsi dare protocolli, spendono soldi per udienze, girano tribunali, eccetera. Nel caso migliore i giudici rinviano le udienze, nel caso peggiore può partire un accertamento sanitario obbligatorio oppure un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo queste cose qua, vabbè, io finisco qua perché ce ne sarebbe da dire tantissimo. Grazie. Sì, allora grazie per la testimonianza, però io stavo pensando una cosa, cioè queste cose che ci dicono dell'autodeterminazione sono degli strumenti e come tutti gli strumenti si possono utilizzare ovviamente in modo corretto e in modo scorretto. Non è che chi ha avuto una brutta esperienza li abbia usati, abbia capito male, li abbia usati male. Poi per quanto riguarda il discorso del TSO oppure di tutte quelle cose lì, cioè li hanno fatti i ragazzi anche a noi che andavamo a dire che i vaccini erano dannosi, cioè il fatto che venga fatto un TSO a una persona o il fatto che venga condannato non vuol dire che sia per una cosa negativa. Perché molti di noi, però molti di quelli che la pensano come noi sono stati condannati in quest'ultimo periodo per delle cose assolutamente veritiere. È giusto. No, hai fatto benissimo. Allora, il fatto che una persona venga condannata per una specifica cosa non è detto che non abbia trovato un abuso d'ufficio da parte del giudice. Sappiamo che ci sono persone picchiate dai carabinieri che muoiono, eccetera, eccetera. Però, allora cominciamo. Allora facciamo per assurdo, facciamo finta che sia tutto possibile l'autodeterminazione e cominciamo dall'inizio. Gli stati sono delle corporation da cui deriva che ti registrano l'anagrafe per garantire il debito pubblico e che tu ti puoi autodeterminare dicendo che loro non sono lo Stato ma sono una corporation. Benissimo, andiamo a vederla questa corporation però. Questa è la SEC. La SEC, Security Exchange Commission, vedete .gov significa che è degli Stati Uniti d'America, ok? Quindi questo è EDGAR. EDGAR è il sistema di ricerca, motore di ricerca per fare le visure camerali. Sono gratis da loro, non è che ti fanno pagare €1 come da noi, sono gratis. Quindi lo può fare chiunque. Voi andate su EDGAR, comunque c'è il link nel mio sito, no? EDGAR Search Company, Italy Republic of. È questa. Esiste, non è una buffonata. Vedete? Allora, locazione Italia. Questo è il codice suo e questo è il SIC, che sarebbe il codice di tipologia, perché ci sono tanti tipi di società, ok? Guardate cosa c'è scritto. Foreign government, governo straniero. Cioè viene registrato come essendo da parte di un governo straniero e business address è in realtà la sede fiscale.
ministro dell'economia e delle finanze, via 20 settembre, Roma. Questo è il proprietario. È una società dello Stato italiano. Se io vado alla Camera di Commercio, all'Agenzia delle Entrate, registro la Loris Palmerini SRL oppure SPA, perché hanno la personalità giuridica, non è che la società è me. Io sono il proprietario. E siccome sono il proprietario, devo nominare un amministratore o mi ci metto io, posso comprare delle cose, se la società ha i soldi, se guadagna, compro palazzi, un bel giorno posso anche venderla e la vendo a Francesca e la Francesca diventa la proprietaria della Loris Palmerini SPA, ma non sono io, è la mia ex società che diventa sua. Questa storia è successa esattamente pari pari allo stilista Valentino, che dopo aver venduto la Valentino ne ha fatto un'altra che si chiamava Valentino Garavani, perché quello sarebbe il suo vero nome. Quindi la Valentino non è più di Valentino, ok? Perché è diventata proprietà. Allora, vedete qui? Questo è l'indirizzo postale, perché qui c'è l'amministratore Canary Wharf London United. Gli amministratori è una società SASM EF. Potete andare attraverso l'indirizzo a vederlo. La cosa più interessante di tutti, che vi spiega perché è un'estrema bufala quella che hanno detto, è quando la società è stata registrata nel database 2002. Nel 2002 la legislazione in vigore era quella del 34. Adesso non c'è più scritto qui che è del 34 perché la legislazione è cambiata, è stata rifatta mi pare nel 2016. Aspetta perché non è finita. Se andate giù potete vedere anche tutti gli atti. Potete vedere la dichiarazione annuale e le richieste su... da qualche parte, adesso non mi ricordo se sono i file o gli annual report, eccetera, ci sono proprio le vendite di debito pubblico. Nel 2017, quando è andato su governo 5 Stelle rivoluzionario, si sono trovati con la cassa vuota. 2018? Vabbè, 17 o 18? 18? Ma no, è proprio che avevano la maggioranza, governo Conte, insomma. Cosa hanno fatto? Si sono trovati con la cassa vuota. E voi trovate qui, nello stesso anno, che a un certo punto sono saltati fuori, andate a vedervi i giornali, 7 miliardi, hanno trovato 7 miliardi, li avevano venduti qui, hanno fatto debiti. Quindi, se questa è una società, allora, possiamo ragionare per assurdo, però allora, per andare nel dettaglio di questa follia, dovete comprarvi il mio libro, vi fate 30 pagine, dove vi racconto tutto per filo e per segno, e alla fine, se ancora non siete convinti, allora è una fede, non possiamo farci niente. Qui, se questo fosse la Repubblica, noi qui dovremmo trovare le leggi pubblicate, dovremmo trovare gli atti con cui fa questo e fa quello, se questa fosse la Repubblica. Ma siccome non è la Repubblica, è semplicemente una società che serve a collocare debito pubblico, qui più di trovare la collocazione del debito pubblico non c'è altro. Non ci sono le leggi, non c'è la vendita, la regalia di armi all'Ucraina. Se non lo capite così, come si fa? Allora, è vero che esistono società, tutte Italy Republic of, che esiste, che ne so, Germany Republic of? No, non è vero. Come mai? Allora, un'altra balla. Tutti gli stati sono corporation. È una balla, è semplicemente una balla. Allora, se vogliamo crederci, sul mio libro le vedrete una per una. C'è la legge divina, parliamo della legge divina, no? Perché io in carne e in spirito, non esiste una legge che parli di spirito. È ovvio. Lo spirito, per me che non mi definisco neanche, è la cosa che penso io. E non sarà quella dei cattolici, quella dei musulmani, quella degli ebrei, quella degli atei, per cui non esiste. Quindi è chiaro che lo spirito non è un oggetto del diritto. Il diritto decide della vita comune, delle guerre, della pace, della vita, della morte, ma non dello spirito. Se volete parlare di spirito andate dai filosofi o dai preti. Non potete pensare di fare un atto giuridico in cui si parla di spirito. Non è più un atto giuridico, è un atto spirituale, è un atto religioso. È così. Io in carne e senza... No, perché di cosa sei fatto? Sei un robot? Cioè, è chiaro che si confondono quelli che portano avanti l'autodeterminazione individuale, confondono la persona giuridica con l'essere... Cioè, confondono che l'essere umano è la persona giuridica ed è la persona umana.
sono esattamente la stessa cosa, perché essendo che la persona umana ha dei diritti fondamentali, è anche una persona giuridica, che sono appunto quei diritti che lui può esercitare, sono i diritti della persona giuridica essere umano. La persona giuridica società non può sposarsi, dico sempre sposarsi perché stasera mi viene così, non sono neanche sposato. Allora, la persona umana si può sposare, una società tutt'al più può fondersi, può acquisire altre società, ma una volta che si è fusa con un'altra società non può separarsi nei termini. Cioè, sì, si può trovare un'analogia, ma è pazzesco pensare, una società può fare figli? No, ovvio. La persona umana ha dei diritti diversi da una persona giuridica non umana, ma proprio si vede che mancano questi concetti elementari, il concetto stesso di Stato, perché dietro c'è un approccio non giuridico. Ci sono altre domande o siete abbastanza stanchi che vedo la gente? Sì, prego. Uno dei cavalli di battaglia di chi propone l'autodeterminazione è che sul nostro certificato di nascita, i nostri genitori non vengono evidenziati, oppure solo magari il papà risulta richiedente. Di qui questo discorso farebbe il paio con l'affermazione del ministro Lorenzin al tempo che sono sorti i primi problemi con i vaccini, in cui diceva che i figli non sono dei genitori. Io penso che le persone avrebbero diritto di vedere sul proprio certificato di nascita il nome del loro papà e della loro mamma, con il loro dicitura corretta. Cosa ne pensa? C'è qualche domanda che ci sta insieme? Insieme, ok? Allora facciamo... La stessa cosa che avrei chiesto io, proprio perché secondo me c'è stata una grande esplosione di tutto questo tipo di pensiero proprio a fronte di genitori che, chiedendo una scelta medica sulla base di un diritto, diciamo, di confronto sulla sanità, quindi su chi decide cosa nel caso di un minore, sentirsi dire tu non hai questo diritto di decidere, decidiamo noi di una cosa che tu consideri carne della tua carne, voglio dire, era la stessa cosa che volevo chiedere io, insomma, come ti relazioni rispetto a questa affermazione che ti fa venire i capelli dritti? Perché no, a chi ce li ha magari tanti, perché se ti dicono tuo figlio non è tuo, decidiamo noi cosa è bene per tuo figlio, io sinceramente vi dico, ho risposto, se ve lo prendete e lo danneggiate ve lo tenete però, perché io non lo rivoglio. Ah beh sì, bastardamente io dico così. Posso fare una domanda anch'io in merito? Una piccola domandina in merito. Ho provato a chiedere il certificato di dato di nascita in versione integrale. Non te lo danno e volevo capire perché. Cioè, cos'è che... No, versione integrale. Sì. Allora, nel mio libro cerco di spiegare un metodo che poi è quello che uso io, è il mio libro, scrivo quello che voglio, su come andare a verificare. Se uno mi dice deve essere scritto nome e cognome, io chiedo chi l'ha detto, dove è scritto, e sono andato a cercarmi le norme. E le norme, sapete cosa dicono? Intanto bisogna vedere le norme di quando, perché adesso ci sono i computer, c'è il cloud, stanno modificando tutto, stanno facendo l'anagrafe centralizzata, sapete perché? No? Per ridurre le libertà, eccetera, per farci tutti identificati, eccetera. Per cui hanno già tolto i comuni e c'è l'anagrafe centralizzata elettronica. Quindi sarebbe da discutere dove va a finire nel computer il nome e il cognome. È un po' difficile dire che è scritto prima il cognome, però torniamo indietro, ci sono varie leggi e sicuramente lo Stato italiano non brilla per organizzazione, non so se ve l'hanno detto, ma è uno Stato che deriva dall'amministrazione del Piemonte, che era, cioè, il fascista, come si chiamava quello giornalista lì, il padre del giornalismo italiano, che era un fascista, Montanelli, che ha avuto anche un figlio con una minorenne in Africa, vabbè.
E allora praticamente ha detto che la disgrazia d'Italia è stata quella di mantenere l'amministrazione del Piemonte invece di adottare quella della Repubblica di Venezia. Quindi abbiamo un'amministrazione che tuttora è veramente disorganizzata. Quindi andando indietro nelle leggi, la prima legge che disciplina un po' seriamente la questione dell'anagrafe, che è delicata, è del 1884-86, lo troverete nel libro. Questa legge istituiva il registro. Allora bisogna essere un attimino preciso. Quando un bambino nasce, al tempo nasceva in casa, quindi l'ostetrica faceva un pezzo di carta e diceva è nata una bambina così. Con quel pezzo di carta la mamma o il papà andava in comune e diceva è nata sta bambina, eccola qua, questo è il pezzo di carta. L'ufficiale dell'anagrafe, che era uno che aveva seguito un corso, che seguiva le leggi, doveva scrivere sul registro. Però, poveretto, qualche volta arrivava solo la mamma perché il papà era in guerra e diceva che era tornato in licenza. Qualche volta si trovava un bambino lungo la strada e doveva decidere anche per quel caso lì, e la legge disciplina tutti i casi. Quindi c'erano, fino a poco tempo fa che hanno messo tutto elettronico, c'erano 2 fogli, foglio A e foglio B. Sapete come è prescritto di scrivere? Cognome, nome. Se scrive nome e cognome è illegale. È esattamente vero il contrario. Se l'ufficiale dell'anagrafe scrivesse nome e cognome sarebbe illegale. Sarebbe una finzione giuridica. Deve scrivere cognome e nome, ma l'ufficiale dell'anagrafe non fa altro che trascrivere quello che è il documento della ostetrica, a meno che se trovate un bambino per strada, o nel cassonetto, speriamo anche di no, una bambina, lo stesso intendo, lo potete portare ai carabinieri, lo potete portare all'ospedale, oppure lo potete portare a casa, lavarlo, dargli da mangiare, la mattina appena possibile andare all'anagrafe. Ed è disciplinato questo caso. E allora, in quel caso, l'ufficiale dell'anagrafe vi dirà che nome volete dare al bambino e anche il cognome. Ma l'ufficiale dell'anagrafe, per legge, non può fare altre annotazioni, altrimenti diventa illegale. E come vi ho spiegato, nel caso della famiglia prima che ha voluto scrivere nome e cognome, allora lo ha fatto sul foglio B, è andato in procura, la procura ha ordinato all'ufficiale dell'anagrafe di scrivere cognome e nome. E sono stati anche buoni perché avrebbero potuto mettere in discussione la funzione genitoriale dei genitori. Allora, di base non esiste proprio la questione che tuo figlio non sia tuo figlio. È chiaro che il padre non è certo e fin tanto che tu non dici sono il padre, non lo sei. Salvo poi scoprire che non lo sei, fare la paternità col DNA e mettere in discussione. Oggi, 50 anni fa, non c'era il DNA, non era conosciuto. La madre non è obbligata ad andare all'anagrafe o riconoscere il figlio. Può partorire, lasciarlo lì e il figlio gli verrà dato il nome e cognome da parte dell'ostetrica o del direttore sanitario. Allora voi mi dovete spiegare che cos'altro si dovrebbe prevedere o fare. In una società normale, raziocinante, si deve fare qualcos'altro oltre a queste cose che vi ho elencato, che sono previste, che sono normali e sono umane? Ditemelo, perché io non vedo che ci sia nulla di esoterico in questo. Non vedo che sia neanche possibile che questo mi riduce in schiavitù mio figlio. Per quanto, però, attenzione, l'atto di registrazione anagrafica è molto importante, perché un figlio è oggi un cittadino senza tanti diritti, deve andare solo l'obbligo di andare a scuola, o forse neanche perché lo puoi educare a casa, ma un giorno potrebbe essere un erede. Non è importante cosa è scritto oggi per adesso, oggi per domani. C'era chi andava all'anagrafe e diceva Emanuele Filiberto II di Savoia. Nella legge dell'anagrafe è vietato usare i cognomi e i nomi nobiliari per fare confusione. Pensate che fino a poco tempo fa, se si davano più nomi, quindi c'era mio amico che si chiamava Michele Santemaria, o forse ne aveva anche altri 2. Fino a poco tempo fa il suo nome era Michele cognome. Adesso se tu dai più nomi, il suo nome, che poi si chiama prenome, è composto di tutti i nomi. Mio figlio si chiama Marco Alvise, ma si chiama Marco Alvise.
può firmarsi anche con una X o quello che vuole, si firmerà Marco o come preferisce, ma si chiama all'anagrafe Marco Alvise Palmerini. Perché gli ho dato Alvise? Perché esiste già un Marco Palmerini e questo Marco Palmerini potrebbe un giorno finire in galera o mandare in galera il mio figlio perché si chiama uguale, come è successo a tanta gente. Quindi anche lì, perché c'è addirittura gente che ha il codice fiscale uguale, tanto è incredibile l'amministrazione italiana. Il codice fiscale, che poi sarebbe il tuo identificativo fiscale e che dovrebbe essere unico perché c'è le tue lettere estratte dal cognome, dal nome, la data di nascita, la città, eccetera. C'è gente che ce l'ha uguale perché l'hanno studiato male. Incredibile, ma purtroppo c'è gente che ha addirittura 2 codici fiscali, quindi potrebbe fare i debiti con uno e non pagarli perché tanto è l'altro. Ci sono dei casini, ma da qui a pensare... Allora, il certificato di anagrafe è un documento molto importante, quindi la copia, l'autentico, la vera, non te la danno, ti fanno un estratto, ok? Altrimenti dovreste chiedere la fotocopia anastatica, no? Non è così? Te l'hanno dato? La copia però. E io cosa ho detto? Ho detto che ti danno la copia, non ti danno l'originale. Non puoi neanche vederlo l'originale. La copia anastatica non te la danno? Sei sicuro? Prova a chiederlo col notaio. Comunque, il problema è questo. Allora, secondo te, quello che c'è scritto, intanto se tu chiedi l'estratto di famiglia e gli estratti di nascita dei tuoi genitori, vedi che tutti i dati combaciano. Ma perché metti in dubbio che i dati che ti dicono sono falsi? Su che base? Spiegatemelo perché. Non espliciti? E invece c'è proprio scritto... Cosa vuol dire puerpera? E non è vero? E cosa vuol dire? Cosa doveva scrivere? Perché, appunto, cioè, non ho capito cosa stiamo discutendo, che scrivono le cose razionali? Il padre, guarda, il padre può non farsi identificare o può dire uno che è padre che non lo è. Chi l'ha detto sta cosa? Ah, invece a me me l'hanno chiesto e l'ho dichiarato. No, guarda, ti assicuro che sul certificato autentico, scusa, io ho dichiarato di essere mio padre, cioè di essere il padre di mio figlio, ma vado sulla fiducia di mia moglie, giusto? Della mia compagna, giusto? Potrebbe anche essere che non è vero. Ok, allora io resto il padre giuridicamente, ho gli obblighi di padre, ho i diritti di padre, e adesso torniamo sul discorso diritti, e però l'ho dichiarato io, potevo anche non esserlo. È tanto sbagliato? Appunto non lo so, di cosa stiamo parlando? Cosa c'è di strano? Allora adesso, siccome uno ha dichiarato che uno è padre, ma potrebbe essere un trans, allora dobbiamo modificare la legge perché in realtà non è del genere maschio, ma un trans. Ragazzi, buon senso. Il buon senso, dovete mettervi nella legislazione dell'800, del 900 e andare a vedere se al tempo era possibile fare una confusione fra maiuscolo e minuscolo, per cui alla fine, dopo tanti nomi sbagliati, hanno detto scrivi in stampatello, porca puttana, così non sbagli più. A un certo punto sono comparse le macchine da scrivere, che non c'erano. Lo capite che scrivere in corsivo è da folli perché sbagli? No, infatti quando te lo stampano è scritto in stampatello e serve per distinguerlo dal resto del testo, come sono le denunce dei carabinieri. È tutto perfettamente logico e razionale. Se voi volete vederci un rito satanico, va bene, fate pure, ma non... No, ma scusate, se la legge prescrive che nel foglio A va scritto cognome e nome, ma voi ve lo immaginate? Scusate, quanti Michele ci sono qua? Alzi la mano chi si chiama Michele. Neanche uno. Madonna. Vabbè, allora, immaginate che adesso dobbiamo cercare Michele Rossi. Allora c'è l'elenco per nome.
C'ho 800 Michele, devo trovare Rossi. Ma dai, si cerca per cognome. Anche in biblioteca si cerca per cognome l'autore. Dai, è buon senso, semplicissimo. Comunque, è stato scritto nella legge dello Stato che va scritto cognome e nome, punto. E c'è scritto che l'ufficiale dell'anagrafe ha verificato che c'è il certificato di... Sì, infatti adesso non scrive più a mano, c'è un computer e il dato viene inserito sulla schermata. Tu mi devi spiegare il fatto che io sono informatico, quindi viene inserito il dato, ma nel computer finisce su un file che è distribuito dentro al disco e potrebbe benissimo essere, non so in quale senso, che viene registrato prima il nome del cognome. Capisci che non ha più senso neanche questa discussione da anni che hanno modificato l'anagrafe? Scusami, ti devo rispondere con la grammatica italiana o con la legge burocratica che scrive che bisogna scrivere atti? Tu hai verificato? Il problema è che tu ti poni, io ti chiedo una cosa, perché invece di prendere per vero che qui c'è qualcosa che non va, non vai a verificare? No, tu hai... Eh sì, perché sai... Che... Perfettamente. C'è sempre un perché. Tu l'hai verificato? Questo è il problema. Crediamo alle fandonie che ci raccontano senza andare a verificare. Italy Republic of. Italy Republic of è una fandonia. Se lo Stato non è una corporation, e qua non c'è la corporation, mi dite di cosa stiamo parlando? La seconda parte è molto interessante. Allora, c'è... Come non è tuo? Ah, perché è di un altro... Vabbè, non importa. Allora, in effetti noi, più che essere padroni dei figli, siamo degli amministratori delegati, diciamo così. Quindi noi abbiamo quella che si chiamava patria potestà, adesso si chiama funzione genitoriale, vabbè. E abbiamo tanti doveri e qualche volta pochi piaceri, io vado anche bene, per carità. C'è sicuramente un potere internazionale, sovranazionale, disumano, che considera l'essere umano carne da macello. Basta che pensi che proprio qui a Vittorio si è consumata 100 anni fa la guerra, eccetera, eccetera, e si insisteva ad andare avanti alla guerra con la motivazione ufficiale che bisognava crogiolare la patria nel sangue. Cioè il sangue delle persone, anche hanno fatto, se tu guardi le lapidi con i morti della prima guerra mondiale e della seconda, sono 1 a 3. Cioè la seconda guerra mondiale è una passeggiata. Qua c'è stato un carnaio incredibile, perché non gliene fregava niente delle persone, delle famiglie, della guerra. Allora, questi poteri internazionali che c'è proprio, vogliono le guerre perché si indebita tutte e due le parti, alla fine della guerra chiunque abbia vinto il padrone è il banchiere. Ok? E fra l'altro sembra che questa sia una cosa proprio teorizzata e scritta su dei documenti. Comunque, allora, detto questo, e quindi esistono questi poteri che vogliono impadronirsi dell'essere umano, schiacciarlo, ridurlo. In Cina abbiamo i bambini modificati geneticamente, 3 bambini. Abbiamo avuto la schiavitù in Sudafrica fino a pochissimo fa, oltre quella convenzione lì. Quindi non stiamo discutendo se esistono deficienti, assassini, criminali, trafficanti di bambini, di esseri umani, di organi. Queste cose esistono, il male esiste, ok? E ci sono delle persone, benissimo. Giuridicamente parlando, la Lorenzin non è un genio. La Lorenzin non è un genio. Non so neanche, cioè, è lì perché è la testa di legno che serviva. Guarda caso al Ministero della Salute mettono delle teste di legno. Ok? Allora, quando la Lorenzin ha detto che c'erano 400 morti di morbillo e ce n'erano stati 2,
Evidentemente era una testa di legno che non sa cosa dice. Allora, non discutiamo della testa di legno della Lorenzin, discutiamo del principio se lo Stato può portarti via il bambino o può obbligarti il bambino a un obbligo sanitario. Questo è il punto, giusto? Perfetto. Allora ti dico che in Polonia, se tu non vaccini il bambino, arrivano i carabinieri, per polizia, te lo portano in ospedale senza chiederti niente, te lo vaccinano e te lo portano a casa. In Polonia. Okay? Non so se loro hanno firmato la Convenzione di Oviedo, ma questa cosa è vietata dalla Convenzione di Oviedo. Noi abbiamo la Convenzione di Oviedo, quasi tutta l'Europa ha la Convenzione di Oviedo. Nella Convenzione di Oviedo è vietato il trattamento ogni trattamento nell'ambito della salute senza il consenso. È vietata la sperimentazione sui minori, punto. È vietata la sperimentazione, punto, sui minori. Punto, senza condizioni, a meno che non esista nessuna cura, a meno che non ci sia un accertato beneficio, a meno che non ci sia il consenso, allora solo in quel caso veramente remoto si può fare una sperimentazione su quella singola persona, ma non si può fare l'obbligo vaccinale over 5, 4, 7, 12 fino a 18, non si può fare neanche dopo i 18, ci vuole il consenso informato. Quindi io ho detto anche di fronte a 5.000 persone, 6.000 persone in piazza a Padova, dov'è la magistratura che va a arrestare il governo? Dove sono gli ordini, la polizia che va a arrestare gli ordini dei medici? Hanno tradito il giuramento di Ippocrate, ma hanno tradito il codice penale, la Convenzione di Oviedo, i diritti fondamentali. Quindi non c'è nessun diritto legale per venire a bucarti il figlio, punto. Se te lo fanno, potrebbe scattare l'uso delle armi legittimo. Legalmente, non ti sto dicendo di farlo perché sennò mi dicono che ho istigato all'uso delle armi, ok? Non bisogna usare le armi. Aspetta che finisco perché poi sei senza microfono. Allora, loro possono dire quello che vogliono, ma la realtà è un'altra, che fin tanto noi non conosciamo le leggi, non conosciamo il patto internazionale sui diritti civili e politici e non conosciamo la Convenzione di Oviedo, loro fanno quello che vogliono. Nel momento in cui noi li conosciamo e diciamo adesso ti veniamo a prendere, e però non lo facciamo. Invece noi dovremmo essere determinati a dire: governo, hai fatto una violazione fondamentale dei diritti dell'uomo, hai obbligato alla vaccinazione, adesso ti veniamo a prendere. Ti veniamo a prendere. Perché hai violato. A che cazzo serve la Costituzione se non serve a questo? Serve perché la Costituzione non è una roba per noi, cioè è una roba per noi contro il governo. Serve per impedire al governo di fare le porcate. Ma se noi poi la Costituzione non la conosciamo e addirittura crediamo che sia una corporation, questa roba qui ti porta completamente fuori strada. Invece di andare a difenderci con questa roba qua, andiamo a farci del male. Non mi stupirebbe che questa roba dell'autodeterminazione individuale fosse stata messa in giro apposta per portare della gente in buona fede nei casini. La mia domanda non era relativa all'autodeterminazione in questo senso, la mia domanda era relativa alla pressione che viene fatta a un genitore dicendoti: tu in realtà non sei la persona ultima che decide sulla cura di un minore che ho in responsabilità. Cioè, se io ho un figlio che ha il cancro, Dio me ne scampi e liberi, e come genitore, ascoltando un parere medico, ascoltando tutto quanto, decido no, questa terapia non si fa, che sia una chemio, che sia un vaccino, che sia una banale tachipirina o qualunque altra cosa, su che base ti dicono tu genitore, se io sono in grado di intendere e volere, gli ho sempre dato a mangiare, ho fatto tutti i miei doveri di cittadino, dove sono i miei diritti? Questo intendevo io. Cosa rispondi a chi ti mette in questo angolo? Fisicamente? No, con le armi. Certamente. Allora, l'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che vieta che qualcuno venga sottoposto a un trattamento medico sperimentale, io non ho sentito un solo avvocato di tutti quelli che conosciamo citarlo. Non ne ho sentito neanche uno. Sai perché? Perché c'è una impreparazione generale degli avvocati per quanto riguarda italiani, per quanto riguarda il diritto internazionale e la Costituzione spesso. Non conoscono la Costituzione bene e non conoscono, ancora meno, conoscono il diritto internazionale. Ma proprio perché c'è stata un'evoluzione molto importante negli ultimi 20 anni e questi magari hanno studiato 30 anni fa.
Detto questo, ti porto il caso della Englaro. Il caso della Englaro, che è del 2007, era il caso di una ragazza, per chi non lo sa, che ha avuto un incidente stradale ed è rimasta cerebrolesa, viva, ma in stato vegetativo a letto. Mi pare che fosse a Udine, fra l'altro, no? Per tantissimi anni, gli anni che hanno dovuto battagliare per fare i genitori per fare. E praticamente in quel procedimento loro hanno richiamato la Convenzione di Oviedo. Hanno detto, siccome la ragazza in vita, con le amiche e anche con noi, aveva espresso chiaramente che in caso si trovasse a letto in stato vegetativo, non voleva restare lì per sempre, ma dopo un po' liberatemi, fatemi morire, loro hanno portato questa cosa in tribunale e il tribunale ha autorizzato non la procurata morte, ma togliere le cure. E quindi è morta di inedia, è morta. Si è spenta, chissà se ha sofferto perché magari, però forse era meglio, più cristiano, più umano, farle una morte indotta. Non lo sappiamo, però comunque è passato un principio. Nella sentenza è nominata chiaramente la Convenzione di Oviedo. Quindi i santoni che vanno in giro a dire che la Convenzione di Oviedo non è legge, compreso il famoso professore dei 5 Stelle che gli ho scritto e quando gli ho detto, guarda, aveva scritto un libro prima della cosa e poi non si era più informato. Non ha più risposto. Ho detto, ma scusa, hai scritto sta roba, adesso di che invece non è più vera, no? Ci sono parecchia gente che dice che la Convenzione di Oviedo non si applica in Italia, è gravissima sta cosa. Se tu ti trovassi in quella condizione e davanti al giudice dicessi c'è la Convenzione di Oviedo, ci vorrebbe, ecco, è molto difficile la tua domanda, perché se il bambino è piccolo decidi solo tu, ma la Convenzione di Oviedo dice che deve decidere il bambino in virtù della sua capacità di decidere, quindi non vale neanche una questione di età, però dipende dalla sua maturità. Se lui ha 14 anni e dice no, io voglio fare la chemio, è dura che tu abbia ragione che non la fa. Prevale la sua volontà di autodeterminazione. Se lui dice o lei dicono no, io non voglio fare la chemio e il genitore dice non la fai perché anch'io sono d'accordo, è probabile che il giudice si trovi un grosso problema se tu richiami la Convenzione di Oviedo. Ma se tu la Convenzione di Oviedo non sai che c'è, non sai che è valida, ti dicono che non è valida, il tuo avvocato non la conosce e non la presenti al giudice, il giudice se ne sbatte e fa quello che gli dice il Ministero della Salute. Non tu, stiamo parlando di un caso astratto. E quindi non è possibile imporlo. Allora, nessuno può essere obbligato a un trattamento nel campo della salute se non dà il consenso, punto, sempre e comunque, punto, sempre e comunque. Se è un minore, il giudice potrebbe dire che siccome tu non eserciti la patria potestà, la funzione genitoriale in maniera adeguata, e infatti loro hanno cercato di far passare questo concetto, se tu non lo vaccini non sei un bravo genitore perché gli neghi una tutela della salute, giusto? Ma siccome i dati scientifici sui vaccini, e specialmente questi qui ultimi, ci dicono che in realtà c'è da mettersi le mani sui capelli sui danni permanenti che producono in massa e che quindi rischio-beneficio, è chiaro che questo Stato mafioso, fascista, criminogeno, criminale sta facendo questo. Se fossimo in un paese democratico questa questione non l'avremmo neanche sollevata. Stiamo discutendo di questo perché siamo su uno Stato in cui o si scappa o si comincia a battagliare attraverso l'autodeterminazione del popolo per staccarsi e basta, perché alternative io non ne vedo.